Taccato butturale ad una iera, noi ornamana ieva ciumma ciumma, trovai una nenna che sciacqua ve panna, com'era bella che sta lontana, o cor mio se n'era innamorata, cavallo simma piglia sta mogliere, taccato butturale ad una iera, sta a scennare do mondo solo d'oro, purisse va s'infronda lontana, cavalleria torna ma lucciolienda, ma non lascia amore a lontana. Don Beppe, buonasera. Presidente, buonasera. Buonasera, Don Beppe. Buonasera a tutti i ascoltatrici e a tutti Don gli Beppe, ascoltatori. sì, come no, buonasera, una cordiale buonasera a tutti quanti. Buonasera. Coloro che si ascoltano, Don Beppe, stasera come vede che bella. Veramente. Veramente, Don Vedi come Beppe. sono bello allisciato, Mamma mia. sistemato. Beh, che potete fare, guardate. Però, Don Beppe, sta giacchetta, Sì, a sì. che ora, insomma, a questi tempi, no, a che ora. E non è pesante, non hai capito. Io, vicino. Ma perché mi ha dato molto con questa bocca? No, Non ha già no, capito. mi faccio meraviglie, Don Beppe, No, queste ma cose. che meraviglia, poi parlando la verità, Ecco. proprio hanno fatto la voce con me, se non fossero veramente tante uomini. Tante uomini. Hai capito? Sì, non tenessero una battuta buona. Hai capito come Io che tengo non la voglio battuta, dire? no, Don Beppe, quando mai. Io Don che Beppe, cerco di Don Beppe, spiegare. stasera, Don Beppe, Parlando, non mi parlando. guarda a me, Don Beppe, che hai da guardare. Parlando. Stasera vedo la radio, Sì. sto osservando la radio, Sì. e una legge. È troppo bella stasera, che succede Perché? qua? E io manco da ieri sera, vedete là, guarda là. Mezzo E mi pare un concerto, cioè un palco preparato. Io non so, ci pure questa radio chiusa, non passo più bella, troppo bella, Don Beppe. Più bella di vento, io non lo so. E io stasera resta pure Sì, io panna. penso che per Lui che ha pensato, Don per Beppe? stare cose così io voglio dire che ci sta pure a mano vostra. Anche no, ma non mica faccio polizia, Don Beppe. No, ma morire. Certamente tratta di oggi come tratta meglio di casa mia, Don Beppe. Presidente, Questo lo giuro ed è così, Don Beppe. guardate che se poi ci sono una polizia, la polizia vostra la basta. Non è che ci sono la polizia qualcuno. Vabbè, non mi c'è da sbagliare, io vi capisco, vabbè, quando non vi rispondo, io stesso vi capisco, però non vi voglio rispondere. No, ma voi rispondete o non rispondete? Voi si Anzi, rispondete Don perché Beppe, a avete questo qualcosa punto in faccio una faccia, parola, io le capito? la potenzia vostra, se Io posso mai. chiamare una cosa in faccia, posso chiamare, perché voi belle e buone parlare di che sta No, se non come parliamo. ieri sera, come ti sono appoggiamo, voi e chi lo zingolo facendo di merda, io Nicola Ravellina. Lo sera. Sì. Io a questo punto, Don Beppe, a Allora, cosa in chi l'hanno faccio? zingolo? La No, non sto io. dicendo chi l'hanno zingolo. Chi l'hanno zingolo?
E ricordavo, se non mi pregavano a un'occhiata per terra, stasera, sì. ricca basso, non ci vedevi. Vabbè, se non mi dici te cose, o Zingaro e Nicola Ravellini sono d'accordo perché lui ha spostato. Se non mi pregavano stasera ad un'occhiata per terra, mi Io- poteva venire uno. E due a Don Luca ne Beppe, venisse uno. io ringrazio a Don Luca Fiorito, ringrazio Sì. a Don Salvatore da Somma, Don Biagio, a Regina, a tutti quanti che sono rimessi in mezzo. È stata dismissione non ad Amori di andare avanti. Sì, a Damolina, Perché la gente, no, la gente li vuole. Però, sentite, ma non si ingrichi, non sa da permettere mai più. Don Be, avete ragione, però che c'entrava io che avete spostato pure verso di me, quando è Io- stato, avete io- portato le... Sì, ma ma fa avete pure dire- detto la parola, Don Beh, Be. c'è una persona come voi non mi permetteva E oggi poi, secondo me, Don Beppa, l'avvocato, stamattina Sì. l'ha fatto positivamente, quell'avvocato è dispettoso. Sì. L'ha mandato in onda anche oggi pomeriggio, a mezzogiorno, verso le 11, mezzogiorno, alla stessa cassetta alla sera. Ah, ma no. In mala parola, quelle che combinai Nicola Sorrento. Beh, guardate, qui vedete, voi siete qui da pensare, no? Che o cristiano, più voi valete leggenda e più si perde, l'ignorante. più si perde. Avete capito? Che voglio dire io? Allora io non lo so perché l'ha fatto. Però io potessi sapere una cosa, se io avessi fatto isso non sbaglia, e noi lo facessimo sempre, il 30 volte dovesse vedere isso che dicesse, quando sbagliassi subito sulla parata. Samur Boss, Don Be. Sentite prima una cosa. Io poi Don Be, chiedo scusa, stanotte è andata in onda 4 volte la cassetta, no? Sì. Io avrei fatto sparire con il pensiero. Niente di altro, verso le 11, 11 e mezza, non in onda. E io non dono, È uno sporco, guardate, è uno sporco. Diciamo, Don Be, è una schifenzia. È uno sporco fa pachezza, ogni modo a me non mi interessa, per andare a aprire. Perché lui l'ha Io sentito... non pago a mangiare a casa di nessuno. Eh. Io sapete che non pago a mangiare a casa di questo nessuno. no? Don Be, è vero questo. Non pago a mangiare a casa di nessuno, Vabbè, non mi interessa. vabbè, Quindi quando- l'unico dovere Don Be, romì stasera. Don Be. O dovere romì stasera a già fare l'augurio alla moglie rompere. Oh, E il con mio piacere, dovere, il con mio piacere, il con mio piacere. rispetto. Sì. Perché io la moglie rompere Alla signora Gina da La Somma signora Vesuviana. Gino di Somma Vesuviana. Poi al signor Gigino da Torre delle Greche, il marito della Luigi Firenza. Ecco. Poi Don Luigi dal Furlone. Luigi Dal Furlone. Lo Furlone. Che le va a chiappare a bascicà. Sì. Quando sta con gioco a sette. Voglio fare l'augurio alla signora Luisa da Razzista, sì. Poi c'è sta o Luigi, o figlio della signora Marzio. Marzia, sì. Sì. Poi. Chi ha deciso? Sei di figli. Vabbè, ce ne sono tanti ancora. Luigi, Luisa. Gigino Trecoscia. Gigino Trecoscia. Sì. Vabbè, va già a rispondere. E di figli, rispondi. E ci sarebbe, Don Peppe? Come? Chi sarebbe? Ma che vuoi Sì, rispondere, zitta. Presidente? Gli faccio la possibilità di fare rispondere. No, mi dà risponde, bravo. E Don Peppe, poi? Io vi rispondo, Presidente. No, Don Peppe. Quando io batto sotto un coppo d'altro. Voi lo sapete, Vabbè. ho fatto Riarina. Pierina? Sì. No. Certo dice la maestra, certo fino a Pialini va a scuola, no? Certo Pialini, certo dice disegnami un cuore. Mi segna? Disegnami un cuore. Disegno di un cuore. Certo mamma disegni un cuore. No? Ho capito. Allora tutti vogliono, tutta la scuola facettano il cuore, sapete com'è il sì, cuore, no? cuore. Io facetto con la spada, io facetto così, io facetto così. Piarina, pigliaia. E facetto cuore che coscia. O cuore che coscia. O cuore che coscia. Ho capito. Mamma che una maestra certo Piarina, ma sei impazzita. Certo, ma quando mai hai visto un cuore con le gambe? Dice, non ne ho vero maestro, io non l'ho visto, è vero che non l'ho visto. Però sento tutte le sere a papà che dice vicino a mamma, apro le gambe, cuoricina mia. Peppe! Com'è, Presidente? Perché Peppe? Ma com'è? E allora che sto a dire a voi? Se sai il cuore con le gambe, e si chiama cuore con le gambe. E poi vai tre cosci, Gigino tre cosci. Facciamo ancora gli auguri a tutti Luigi e Luisa. Luigi, Ancora, Don Peppe. Ce ne stanno ancora, secondo me. Ma riuscite, non lo so, chi c'è? Comunque tutti quanti. C'è sta, voi ve ne mando qualcuno altro? Ma... Sì, ci stanno, Presidente, vamo di dire, oramai Il qua non figlio, si va con niente, Presidente. Anna da Santa Croce. Anna di Santa Croce. Tiene anche lei, il figlio si chiama Luigi. Sì, capito, è stato informato bene. Don Presidente. Peppe, ancora un altro, aspettate un po', per mamma cercamo, prima è venuta in mente una cosa. Sì. Io tengo qualcosa
Luigi Datore del Greco, il Sì. papà del ragazzo, cioè Francesco. Non so se lo Sì. ascolta il ragazzo che fa il programma insieme a me, Sì, o voglio un cielo, sì, oh, giovane. o giovane. O papà si chiama Luigi. Ah. Ecco, sì. Oh, Luigi Torre del Torre Greco, del tanti Greco, sì. auguri anche a voi. Sì. Tanti auguri anche a voi. A lui, A voi, a me, tutto no, quanto, a me, a me. a tutto quanto, a tutto quanto. Ma ricette che vedevo, voglio, poi lo vedete più, Vabbè, aspettate, che mi completa, io mi sto muovendo qua e non riesco a pigliare pigliare qualcosa. Ah, già capito. Ma che Eh. è successo? Io che ti di manare, lo vado di manare, No, perché no, ah, che portafoglio. Don Beppe, Ah, so. ieri il ragazzo Francesco, così Sì. gentile, mi ha Sì. pregato, Sì, Presidente, date questo a Don Beppe a nome mio. Chi sto qua, non regalo. 10.000 lire solo. No, aspettate, Ah, sono io sto vicino. mi pregavo, oh, aglione. Brava, brava. Don Beppe, favorite. Madonna mia. A voi, Don Che Beppe. grandezza di grazia. Si chiama chi? Francesco. Francesco. Francesco era Torre Greco. Però voglio dire ragazzi, aspettate, sa pure un Mariolo, ma Ah, la dai. poi mo. Come? Quanto va girato? Aspettate. Io mai ci avevo presidente si fa. Sono 30.000 lire. Ma quando mai? Cacciate. Come? Vabbè, sono 30.000 lire. Noia. Sì, sono 30.000 lire, sì. D'accordo? Sì. Sì, ma io sto vedendo un mio piglio, presidente. E io ho detto Io mi voglio. accatto solo un bicchiere di vino, ma E poi questo va? A chi va? mi accatto un bicchiere di vino e poi adesso lì mi si è accattato, si è accattato un disco, si è accattato... No, beh, stacca, così più grosso ancora. Che Che sta sta attaccata? la canna, che sta. Che era, presidente? La console. Che staccava la console? Don Che Beppe. si scende con un milione. Lo so, Don Beppe, però intanto va bene, Don Beppe. Che si presidente, che non sai quando fui pavato, un banchiere, no. Beh, il botto in troppo che sta console. Lo sai, presidente, Lo sapete. vedete un po' che da fame. Presidente, vedete un E una mano di qualcun altro, tante persone. Il perso, che presidente. Il persico, che significa il persico? Mo? Il perso, che aveva venuto, che aveva venuto il Vabbè, perso. vabbè, ma cosa dice il persico? La signora non ne capi mondo, volevo sapere, voi avete tanta esperienza, Sì. volevo sapere, la fashion che serve? La fashion? La fashion? La pesce, non sapevo che era la pesce, la signora. Vabbè, cerco di La spiegare. pesce, La fashion, la pesce, non ne capi mondo, con Nina Lazzaretta, sì. lo riceve che la fashion, se perché la nevo o fruttaiolo, cioè... ma ti devi figare non è possibile, vabbè forse mi sono sbagliato io. E figa ci hanno messo sempre in due panare. In dopanare, oppure in In da due spasella, panare. diciamo a spasella. Dai, spaziale. La pesce non invece serve per cogliere il cerasa. E ce l'ha se poi? Come? Per vendere l'uva, per venire all'uva, come si dice? Sì, la pesce. Ventempiare l'uva. Sì. Vabbè, no. ma là si adatta E in ce due l'ha, panare. stiamo là, Ma la cerasa si coglie proprio, si è sempre coperto in da pesce. in da fashion. La pesce nei cerasa. Cioè, quella che si usa sulla scala. Sì. Ecco, poi la scala sa, io E la a letto. pizza poi. O pizza sotto. O pizza sotto per non ne fa ammassare. Bravo. Hai capito? Ecco. Ma a figa invece non si può mettere perché No, a figa, a figa è figa, no a figa, è figa. e figa sanno mettere a pusoleato. Ecco, bravo. Cioè, tipo in da spasella. Perché sono... Ma chi è questa ignorantità che hai chiesto? La signora, no, ignorante, no, la signora non... È andata a Capodimonte e Nino Lazzaretta. Ma che cazzo ne sanno loro i figli? Che significa ma la pesce con la cascia, lo dice La voi? pesce io gatto, che ne E ce lo sanno dicete, loro? come con la prossima trasmissione di Peppe De Canale, dico domanda a Peppe, perché Peppe tiene tanta esperienza, Sì. ci può insegnare tante Sì, cose. si capisce, si capisce. E comunque, beh, che state combinando, non beh? Parlate. No, io vedo Ma voi che facetevi fatto questo, presidente. sta là la bottiglia, sta là la bottiglia, Facetevi sta là la bottiglia. Facetevi fatto questo. È tutta qua, non Peppe, Come? tutto qua, Tutte qua. qua, Tutte qua. sì. Io volessi mettere una bella canzone per la mia dolce Maitella. Vabbè, stasera, vabbè. Potete mettere, Ma presidente? come no, vabbè, stasera mi fa una bella trasmissione, Sì. cioè senza dire parole. Fammi di Vabbè, ma c'è una cosa, scusate, quando è stato sabato, si sono appezzato tanti che le guaglione, no? Vabbè, io parlo così, voi fa capire che voi l'italiano forse non è tanto... Stanno presentati i guaglioni.
al telefono, mi hanno telefonato tanti che li voglio, tutti gli ascoltatori di Napoli Danissima. No, beh, al contrario, ma sono brava gente. Brava gente. Sapete che hanno rit? Che Certo, hanno noi pazziamo, pure a me mi hanno certe parolacce, certo dite, voglio, certi giovani, ma perché? No, per esempio, noi pazziamo perché ci piace quando Don Beppe scandone, Sì. si piglia a freve, diciamo così. Sì. Certo, ma noi pazziamo però. Noi ci cantiamo un saluto a questi giovanotti, Sì. giovanotti, e Don Beppe, la canzone per la bella Maitella. A Maitella, se permettete ve la voglio E ci dedicare. manca la canzone bella Questa invece. canzone ce la voglio mettere alla signora, la moglie rompeletore. Alla signora Ciro da Somma. L'imperatrice. La imperatrice. Per nome l'imperatrice, la canzone più bella e lindovica. E somma visuviana per la dolce signora Gina, la moglie rompeletore. Per tanti auguri e a San Luigi. E tanta felicità. Forza, mettete la canzone. D'accordo, pronto. Fate presto, fate presto. D'accordo? E fosse una volta che anche arrassano, Presidente. Maite, anche per te, a più belle lindovica. Tu sei bella e capienne e fai spruciare con me. Ma io per te non perdo sonno, ci sta che è più bella. Dove che sia più bella e mo lo dico, ma non ci sta nessuno meglio di te. Però si caccia capo amico, quanta voglia ne fanno strada te. So bello, so ciancioso e provocante, e io modestamente lo sapere, sono un montello insiste ed elegante, e certo s'annamora tra me, e perciò non fa scontroso, non fa sprucio per me, indovino tu stai buono insieme a me. La sera per te spietto, tu si mi sa civettà, con quel vecchio dirimpetto che saresti a chittare. Dove così è più bella e non lo dico, ma non c'è sta nessuno meglio di te. Però si caccia capo amico, quanta voglia ne fanno strada te. So bello, so ciancioso e provocante, e io modestamente lo sapere, sono un modello insiste ed elegante, e certo s'annamora tra me, e perciò non fa scontroso, non fa sprucio per me, indovino tu stai buono insieme a me, e perciò non fa scontroso, non fa sprucio per me, indovino tu stai buono insieme a me. Sta bene, io vi ringrazio. A Don nome Beppe, della una signora bellissima Gina canzone. e a nome della mia dolce Maitella. Benissimo, Don Beppe. Allora, Presidente, mettete un Ah telefono già, apposta. vabbè, ah già. Abbiamo assistito no, stasera, ma per tutto telefonato, gente a posto, gente signora. Stasera non si ne mala parola. No, ma manco una parola. Ah, su me ce ne hanno. Sì, chi siete, signore? Buonasera. Angelina da Torre del Greco. La signora? Angelina. Ah, signore, buonasera. Buonasera, Don Beppe, come state? Siete praticamente da Torre del Greco, signore? State bene? Non c'è male. E voi come state, signore? Grazie a Dio. Ma voi siete vero, la signora? Volevo fare tanti auguri alla moglie dell'imperatore. Sì, che signore, guardate. Grazie. A tutti Don Luigi. Signori, scusate, voi siete vedova? No, no. Ho unito vostro marito? Come, ce l'ho. E allora stiamo? Sta fuori al balcone, al fresco. Ah, via da X, eh? Fa molto caldo, Don Beppe. Signor, fa troppo caldo, signor. E Signor... che
Mi fate tanti saluti alla vostra Marittella. Ah, signore, guardate, la più bella femmina del mondo, signore. Veramente, La veramente. più bella femmina del mondo. Bella, Signor, bellissima. senza offendere la voi, signore, hanno certi pacche che sono la cosa più bella del mondo. Don Beppe. Perché? Che tu si lei? Scusate, non Don ci Beppe. capite. E non può permettere proprio, Don Beppe, no. Ma perché fossero brutta? Che significa? Poi c'è una cosa in bacio, Ma da veramente no. paziente. Signora, scusate, Signora. Non fa niente, Don Beppo, che volete Signor, scherzare? scusate, signore, voi siete una donna, no? Sì, Se un uomo vi dice che ti dia pacca bello, vi fa piacere o vi dispiace? molto piacere. Sotto fa piacere, però al pubblico non si dice. Sotto, no, guarda, sotto, precisamente siete più sporchi voi di quelli che... No, dico sotto... Voi siete troppo sporchi, come uomo fate no. male pensiero. Don Beppe, io dico un'altra cosa, non è che pensate voi e dite voi. Azzo. Don Signora, Beppe, la signora... Dite, signora, voi vi fa piacere se guardi di pacca. come? E allora complimenti che... Signori, non si può, con Peppe non si può. Non essere Ma guardato, Don Beppe vuole scherzare, Presidente. Signora, buonasera signora. Buonasera, Don Beppe, la signora tiene la stessa voce come la signora Coppola da Torre delle Greco. Ricordate la signora Coppola? La signora Coppa, Sì. perché la muretta mi fa? No, ci andando di saluto. No, No. poco tempo fa mi telefonai alla radio. Hanno un muretta. No, ci andando di saluto la signora Coppola. Voi la ricordate, no? Faccio che muretta. Sì, stivi con un po' cappella Canciani. Sì, La signora facevo il pane. sì, come E no. voi vogliano... Ma capite a me no? Sì, sì. Io faccio la mossa. Voi Tenga a me, dai. traffacavano. Tenga a me, tenga a me. Don Signora, Beppe. signora Angelina, Sì, Don Beppe. allora io vi saluto, a voi, a vostro marito, come si chiama marito? Ciro, Ciro. Ah, Giruzzo si chiama, avete figli signora? Sì, 7 ce n'ho. Ah, faccio lo Auguri. 7. Auguri signora. Grazie. Signor, buonanotte allora. Buonanotte, Don Beppe, tanti auguri a Buonanotte signor, al buonanotte. Presidente, a Don Luca, Grazie, alla signora. Azzurra. Buonanotte signor, Buonanotte signora. Grazie, buonasera. Grazie a voi signora per la telefonata e per Sì, l'ascolto. grazie, buonasera. Buonasera signora. Avete visto Presidente? La donna quando ci dice che tiene il pacco bello si allegria. Vabbè, vi date la telefonata, Ma ci dai. va da una femmina. Sì, te primi chi è? Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Pronto, zio, buonasera. Buonasera, chi ha il telefono? La signora Serafina del quartiere Stella. La signora Serafini del quartiere Stella. Sì. Signore. Un po' acchiappato, un po' acchiappato. Come? Signore, che bella voce che tenete, signore. Mi piace, zio. Signore, voi mi volete di più un funuccio per la femmina che è una femmina vera. No, No, venucci. zio. Come? No, zio, sono sposato, voglio fare gli auguri a mio marito. Ma si tu resa? Sì, zio. Si è dato un re. E Sì. si sente che la bocca tiene un po' inserrata. Non poco, zio. Guarda un po' che la bocca incasciata, un naso sotto i riente. No, zio, è naturale. Come? È naturale, zio. È una silla. Ah? Una silla. Ma sto parlando un naso sotto i riente, tu sente? No, zio. Lo sente. E tanto attento qualcuno te lo fa sentire. Tu che sai, Luana e Gio Sacci. Zio, tanti auguri a tutto Luigi. Va bene, è come sei desideroso, voglio stasera, auguri a tutti lui. Pure a mio figlio, E zio. come sei desideroso, e come sei desideroso. Dai, Perché, zio, sono desideroso. Dico, Come? vorrei meglio. ci volesse un cavallo 4x4 là con vicino e... Zio, ma perché mi fa niente? Voglio vedere. Cerchi di rifiscare con una pezza di ghiaccio, arrangiala così per stasera, nata volta, fin dalla stagione vedremo che potremmo fare. State buono. Arrivederci. Buonanotte, arrivederci. Capite, Presidente? Si soffre di niente. Io mi sto zitto, Don Peppe. Basta che non sposta, non parla bravo, pulita. sì. Pronta? Pronto, buonasera, Don Peppe. Chi siete? Sono Peppino Carrese. Peppina? Carrese? Carrese. E che pizzo È siete? il Bosco Tre Case. Bosco del caso, Brava Carrese, gente, Don Bosco Peppe, del brava caso. gente. Signore, sentite signore, tenete la radio un po' troppo a parte, Un attimo che la passo. Sì, ha cavato uno poco. Va bene? Sì, Don Peppe, tutto a posto? tutto a posto. Volevo fare gli auguri a tutti Luigi. Ma che tenete, c'è l'acqua, tenete? No, no, è il telefono portatile. Non Ah, è il si sente quando si sente sciusciato dentro, no? E uccelli d'acqua, Vabbè, volevo fare tanti soldi ai miei amici. Sì, Antonio, sì, Peppe, Mimmo, mio fratello. sì. E che la so.
Che la zoccola di mamma. Presidente, chiedo, perché che la mamma è la zoccola grande, un po' la sapeva tutto quanto. Zitta. Ja, poi ha usato il telefono sui sporchi tutto. Stiamo lì. Pronto? Don Peppe, Chi siete? vorrei salutare e vorrei fare l'auguro a tutti i Luigi. Chi siete? Chi Quanto è siete? bellino. Sono Fabio, Fabio Rossi. Torre delle Greche, Don Peppe. datore del Greco. Ciao Fabio. Va Ciao. bene, Fabio, buonanotte. 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 Presidente, mo è telefonato, ne pigliamo Telefono. mo è telefonato, si Telefono. fanno con il fritto. A posto. Se non si mette il fritto non si telefona nessuno. Sì, Don Peppe, va bene. Pronto? Sì, No, la gente già capito. è pulita, non vi preoccupate, Don Peppe. Scusate, ma che c'è secca la famiglia del Presidente? Voi fate schifo, si dà un Significa questo, Don Peppe. No, Don Vabbè, Peppe. non vi Voi preoccupate. inventate voi, Don Peppe. Vabbè, schifo a tua, Vedete? Presidente, sono gente di Ma poi monnezza. mettete a posto. Presidente, sono gente di monnezza. Vado a presa. Pronto? Pronto? Radio Gioli Napoli 9200 Pronto? MHz. Recapito telefonico 546 75 80. Peppe in privato. Con il filtro. Antonio, Caserta. non spostare con la bocca. Assolutamente, volevo fare un augurio a tutti i Luigi, a Luigi del Prete, che è un amico mio. Sì. Volevo salutare il presidente. Luigi. Buonasera, grazie. Luigi? Luigi del Prete. Ah. Di È Caserta. Pasquale Romano, voglio No, è un cognome. Don Peppe, vi dico io, è un cognome del prete. Del Prete, un... Lavanni breve da Miete. Signore, è un cognome. vabbè. È un cognome o no? Va bene. Don Peppe, perché ce l'avete coi preti? Lavanni breve da Ma Miete. perché ce l'avete tenete tanto? Io non ce l'ho schifo, però lo vado da Miete. Vabbè, saluto a Sto Luigi e al presidente. Poi Grazie. volevo fare complimenti per la trasmissione, Grazie. che è molto bella. Io la seguo da Caserta, saranno un paio di anni Grazie signori Caserta. che vi sento. Don Peppi, come va? Tutto a posto? Tutto a posto. Oggi vi sento proprio bene. No, sono calmo e sono bello, guardate. Speriamo che non vi fanno arrabbiare. No, sentite, ma a me non mi fanno niente, ma voi No, che sentite il cervello, a me mi fanno niente, Non a l'hai me detto. non mi fanno Ma come niente. dici nei parole? Aspetta, Che manda a fare a me non mi fanno niente. Voi non vada via collera perché quella è gente sporca. È giusto, giusto. Sentite, voi siete una brava persona, andiamo a mettere a posto chi sta sul telefono prima, si capitiamo qualche altro signore come voi. Ma devo attaccare Don Peppi? No, No, io restate, ho missionato il no, telefono apposta per sia lì qualche signore come voi. Aspettate, Certo. mandateci un bacio all'Isandro di Caserta. Ah, Come no? io... Pronto? Pronto? Chi siete? Buonasera Don Peppe. Chi siete? Sono Angelo. Angelino. Pronto? Angelo da Porti, Don Peppe. Angelo ha cavato un po' la Un ratia. attimo. Sì. Ma chi siete purti? Cioè, Don Peppe, stasera brava Peppe? gente, stasera. Tutta Sì. brava gente. Sono amico di Antonio. Antonio chi? Sta al telefono, mi conosce? Ah, vi conoscete? Angelo. Antonio. Come stai? Tutto bene. Ah, senti qua, come abbiamo fatto a incontrarci da... Ah? Hai visto? Ci siamo incontrati da Don Peppe. Ho sentito, abbiamo preso tutte e due la Senti qua, linea. Siamo incontrati da Don Peppe. Quando vieni a Caserta? Fra un paio di giorni mi faccio una camminata. Ti devi venire a prendere quel pacco, poi devi mandare Ho capito. Angelo a prendersi i soldi. Ho capito. Dammi saluto al presidente. Ah, Sì, grazie. Sentite, ma i soldi qua quando è mandato? Vabbè, dammi mandare. Don Peppe, Come? Don Peppe, Sì. datemi l'indirizzo esatto, io vi do la mia parola che vi mando un bel regalo. Allora scrivete, Rimarrete veramente contenti. scrivete. Datemelo. Che mi scrivi, non me? Giuseppe Sorrentino. Allora, Peppe. Giuseppe. Vabbè, già cominciato a sbagliare. Sorrentino. Sorrentino. Sì, Sorrentino. Via Leonardo ma Bianca. questo è l'indirizzo della radio o l'indirizzo vostro? No, va un titolo Della radio. scrivete Giuseppe Sorrentino. Via... Zio Peppe, ma se io voglio mandare qualche cosa a voi perché vi siete tanto simpatici, pure alla radio, però un regalino pure a voi. Basta che scrivete Giuseppe Sorrentino. Per Giuseppe Sorrendi, Ma Sì. con chi vai, Don Beppe? O voglio, lo sai. Vaglia postale. Sì. via Leonardo Bianchi, Leonardo Bianco, Leonardo Bianchi. numero numero 4. Numero 4. Sì, 4 sbarra A. Barra. Sì. dove questo? Ah? Napoli? Allora, Sì, a Cappella Napoli, a Cangiano. Cappella Allora, Cangiani. allora. Cappella Cangiano. Ma D'accordo. questo la sbarra, non ci sta a sbarra, sta, siamo 4 A, si dice. Vabbè, ma si foto presidente, no, Come? Si piglio presidente, so. Poi, no. Senti, No, ma come No, lo no, mettete? no. No, dico per Figlio presidente, lo sapete che il presidente, perché è la catena,
basta che si prendesse quello che voi mai pensate. La Waller. O caisse Fuori, fuori. fuori. Che ha detto? Tutti e L'ho due. battuto fuori. Sì. Voi chi siete? Pronto? Chi siete voi? Io sono sempre Antonio. Antonio, non spostate con la bocca. Dove, zio Peppe, io non sto spostando, io sono un bravo ragazzo. Aspettate a telefono. Certamente. Pronto? Buonasera, sono Francesco. Francesco di dove? Da Torre del Greco. Ah, Questo è il Francesco, ragazzo, buonasera. Peppe. Allora tu stasera in avanti ti chiama 30.000 lire. Ah, vabbè. Sono Franceschi e 30.000 lire di Alice. Complimenti a questo ragazzo. Come? Complimenti a questo ragazzo. Perché su 30.000 lire per la prima volta, ma la volta preso porti giù assai. Certamente. Don Ci Peppe è un vogliamo già ragazzo. andare a vedere i Don video, Peppe è un no? ragazzo. Si capisce? Ma io devo padre che tiene i soldi, devo Zio padre. Peppe, zio Di, Peppe, di. ma voi volete qualche cosa in particolare? No, non voglio niente, voglio solo i Perché soldi. io voglio far assai contento, zio Peppe, perché mi siete molto simpatici. Sentite, io vi saluto, buonanotte. Buonanotte, Antonio. Me ne devo andare, zio Peppe. Ce l'ho data a vostra sorella, arrivederci. Don Peppe. Pure. Don Peppe. Don Peppe, sta Sì. parlando così bene. Quindi lo devo trovare sempre la canzone in Manacone, giusto? Sì, E io la prossima volta che vengo a portare la cassetta, proprio tengo a Celentano in Manacone. manda con, E pure. ma lo faccio sempre un pezzettino. Sì, ma io tenevo sa nagia trovati più. Ma lo faccio sempre un poco. Fammi sempre. Pronto? Sì, chi è? Aspetta, fammi, Sta bene. Vabbè, vi piace? Troppo bello, troppo bello. Vabbè. Ah, vuoi venire a suonare? Falla suonare. Vabbè, poi la porto proprio alla cassetta. Allora sento... Oui. Francesco, Francesco. Oui. Francesco di 30.000 lire. Allora, la prossima volta che vengo sicuro non portare la cassetta. Poi faccio, mo perché quello che ci sta in coppa. Allora ci sta. Manacone a Montueggi numero 1. Manacone a Montueggi numero 2. A Mammi l'Arc. E giù io da Montevergine. Numero 1 e numero 2. Hai già capito? Poi ci sta a Mammi l'Arc numero 1 e a Mammi l'Arc numero 2. Ah, ma non nell'arco. A Mammi l'Arc. Poi ci sta a Froni Limone numero 1 e a Froni Limone numero 2. Sei, Poi ci sta a Tarantella Paesana. sei. A Tarantella Caratteristica. A Voce Napoli. A Celentano. Sei. Voce caratteristiche dei venditori numero 1 e voce dei caratteristiche venditori numero 2. Hai capito? Babbo, Allora, come sono hai capito? Vicino a me hai capito? Francesco, No, Lo no. sai che voglio essere parlato con buia, no? Francesco. Ma com'è che dalla lì che sta maniera? Lo sai che se uno che si parla con buia? Si porta rispetto. Don Peppe, la colpa è della mamma Tommasina. Tommasina. Che si chiama Invece lo Tommasino? là sta ridendo la mamma Tommasina. Vabbè. Signor Baralli, c'è l'occasione. Signora Tommasino, buonasera. Perché per 30.000 lire non si è accantato a per priegamento, avete capito che non si è accantato a per priegamento? Vabbè, stiamo 15 noi cani vanno venuti apposta l'autore del greco per sempre proprio il capo, che era a casa loro non si E voglio vedere piovere, fate una sbattuta. Un applauso, via. Oh, ma ci sono le ragazzi, si le forza. Ma faccelo cazzo, state di 4 cristiani. Oh, Plubico applaudito, Ma non l'ultimo sta- quadro l'ho Ma- fatto già. Ma sta dirigente. Sentite, fate una sbattuta di mano per l'augurio alla moglie dell'imperatore.
Pronto? E per la signora Gina io mi devo un'altra quarta di vina. Auguri! Pronto? Pronto? Don Peppe? Sì. Sono venuto apposta qua per ascoltarvi. Va bene, mi fa piacere. Vi fa piacere? Allora mi salutare a tutti quanti e fate 10.000 lire per ora per la settimana che sta. Hai capito? Vabbè. Venimmo una volta tutti in casa e facciamo una bella colletta là, con tutta sta gente. Andai a me... Che ho preso? Ci ho preso. Vabbè, ci ho preso. Vabbè. Fa parlare all'uomo, devo la stipendio la mia, trova all'uomo. Luigi, adesso passa a Luigi. Vabbè, buonasera. A Luigi, Ti mando buonasera. la cosa a mano, qua. Facete pigliate la cosa male, facete mettere i soldi vicini. Noi metti su un blocchetto a mano, come insegna tutto quanto e facciamo uno raccolto. A Luigi vi saluta, allora buonanotte. Arrivederci. Auguri, auguri! Arrivederci. Vabbè, l'altro oggi abbiamo un telefonato, non Beppe. Sì, c'è in stato parcheggio. si chiama Maria. Da Cercola. Maria, Buonasera, un Beppe. buonasera, Maria, quando tu vuoi che si canta? Va bene. Io Beppe ho 13 anni. 13 anni. Ho 13 anni. E che già fai che tieni 13 anni? Chiamatemi normalmente Mario. Ah, Maria. Allora ti chiama Maitiello. Va bene, grazie. Un saluto al presidente. Grazie, Sì. Maitiello. Senti, Don Beppe, io in questi giorni sto facendo l'esame a scuola. Maiti, aspetta un momento. Aspetta. Pronto? Pronto? Chi sì? Zio Beppe, sono Rosetta. Chi? Rosetta. Rosetta, Rosetta. Rosetta una casetta. Allora Rosetta, aspetta un momento. Sì. Allora, Maitiello. Maitiello, sì. Maitiello, Rosetta, e quando uomo che cavo stasera? Vabbè. Allora, Rosetta, La cosa più Pronto, bella. Zio ti Beppe? sta zitto, Rosetta, Maitiello. Sì. Quanta gente stanno vicino a te? No, sto solo io. Stai solo tu? Sì. Ah, vicino a te, Rosetta, quanta gente stanno? Zio Beppe, siamo in 3. Sì, allora parlo prima tu. Zio Beppe, senti, io volevo fare gli auguri a tutti i Luigi, Sì. mio marito che si chiama Luigi. E 10 fuori, forza, vai a Perché? fare la tua vita, fuori, fuori. Allora Maria, Sì, stavo parla. dicendo, durante questi giorni sto facendo l'esame, no, a scuola. sì, E vi volevo dire, se mi fate un augurio, vi mando... l'auguria, vi sì, mando 100.000 lire sì, e la boccaccia grande di Nutella. brava, allora voglio stare sicuro che tu riesci meglio di prima da là dentro. So prima da Rosetta a scuola, so prima da No, Rosetta, no, sono professori normali. no perché se erano prima dicevo di riguardate. Sì, no, non vi preoccupate. Aspetta un momento, aspetta. Pronto? Figlia dell'esercito. Chi? Figlia dell'esercito. Don Beppe, fuori, fuori. A me figlio della Serfi. Don Beppe. Quindi ci ha imparato Nicola Sorrentini, ci ha A me imparato. figlio della Serfi. Ci ha imparato Nicola Sorrentini, Nicola di Avellino. Figlio della Serfi da me. Vabbè, Is e figlia e quegli eserciti che stanno tutti in nazione del mondo, come si chiama? Vabbè, non so, vabbè. L'esercito Il che ragazzo, sentiamo voglio un'alla. Facciamo l'auguro al ragazzo Sì. che è per la scuola. vabbè, per favore, mi Sei, dovete fare una promessa. sei dici. Quando questa gente sporca che vi telefona, sposta con la bocca, voi non dovete rispondere perché non ti darà soddisfazione. Ecco, come dico io, Don Giusto, Beppe. giusto, giusto. Perché loro si divertono quando voi incassate. Si divertono. E invece- Va buona, Maria. Sì. Allora mo non vuoi dire. Auguri. Posso fare un saluto solo A chi saluta? a mio nonno, O nonno? Come si chiama nonno? Mariziello San Giovanni? Ma è Tio di San Giovanni. E noi che con suo nome come fa? No, Non lo so, no, Don no. Beppe. Si chiama Esposto di Gennaro, di Giovanni, come si chiama? No, Ranocchia. Come? Ranocchia. Ranoglia. Ranoglia. No, Ranocchia. Ah, Ranocchia. Sì. Come Polena Rocchia. Esatto. Va bene, Va bene? va bene. Arrivederci. Sì, fa brutto, dici come siete voi. Sì, siete sempre uno sporco. Ciao ragazzo. Auguri per l'esame. Grazie. Ciao, ciao, ciao. ciao. Arrivederci, e che è successo là? Mamma mia, Don Beppe. Mamma mia, ho sbagliato. Bello e buono. No, il ventilatore è troppo forte, Don Beppe. Allora, io mi Pronto? caglio, Pronto? Sì? Buonasera, un Beppe, sono Pino. Pino chi? Quelli che mi fanno un buchino. Che sporcaccione. È uno sporco. Mamma mia. Poi se ne va una signorina e dice che uno vabbè, fa vabbè, la sa, missione sì, malamente. sì, sì, Pronta? Pronta? Pronta?
Per il telefono, Don Peppe, per il telefono. Là, Pronto? Sì, beh. Sì, chi siete? Ma Radio. voi chi siete, scusa? Radio. Marianello, sì, beh. Pasquale Marianella, che volete, ne Pasquale? Sì, beh, ma si chiama il vostro salvato, ho provato che non pigliava la linea, ora ci pigliava la linea, un vostro salvato. Io vi ringrazio, Pasquale, vi ringrazio. Sì, beh, un saluto per il Presidente. Grazie, buonanotte. Sì, beh, un momento, è che vuol dire la riunione. E che Ma vuol come dire? buone cacciati e fuggire mettere. E che volete, che volesse fare una ballata andando a buia? No, sì, beh, che la passa a ballare? E allora che volete? Ah, ho bascato quando è? Ho basciato? Ehi! Ho basciato stava via? Stava via un bascato? Sì. E che ti sfizioso un bascato, lo offendendo il Presidente. Ma che fanno? Stanno facendo l'autostrato da a Savona Napoli. Guarda, bravi sei. Un bascavi dan presso, un bascavi dan presso. Mica un bascato per l'autostrada. Beh, chi che strade vecchie non già fa passare, ma quando un'autostrada la nuova. Don Peppe, che Sì, beh. significa? Sì, beh. Ricchita, Ci vuoi dire una cosa? Ci ricchita. devono programma questa mia, se il medico aiuta non ha giorno, perché il mando da lavato non è buono. E che poi dice questo manco vuol per me. No, Ma signore. ci sta uno che non è buono, questo siete Sì, voi. beh. Siete voi che non già niente. Sì, Ma chi beh. schifo all'uomo è pure. No, questo non può permettere. Pure. Anzi, un saluto al nostro avvocato Armando L'avvocato Lavalle. non è buono, non ha già capito. No, beh. Ma come ci vabbè. permettono? Vabbè, vediamo a presto. Pronto? Pronto? Chi siete? Buonasera, Buonasera. sono Franco da Mugnano. Franco di Mugnano, è la prima volta che ho telefonato. Sì, posso fare un saluto? Sì, adesso aspetta un momento però, andate io presto. Pronto? Pronto? Chi siete? Giuseppe, sono Michela, Michele, di dove siete? da Caserta. È la prima volta che telefona. Sì, E aspetta al Aspettate, telefono. sì. Allora signora, Mugnana, Volevo salutare a Gino di Chiaiano. sì. Ok. L'hanno bruciato. Disse poi. Signorina, sì. parlate, scusate per questo mascarzone, No, figurati. Giuseppe, comunque volevo dire che siete una bravissima persona. Io vi ringrazio delle parole che voi dite. E mi piace molto la vostra radio. Grazie signorina. Volevo fare un saluto al Presidente. Grazie. Grazie. E siete molto simpatici tutti e due. Grazie signorina. Poi volevo salutare Alessandro di Caserta. Ah, che bravo giovane. Un saluto Alessandro. Comunque qualche volta mi sembra che l'ho visto, però non gli ho mai parlato. Ci date un porto bacio Alessandro di Vabbè, Caserta. va bene, va bene. Certo buono, non devi. Arrivederci. Buonanotte, buonanotte. Disse che signore. Sì, Don Peppe. Pronta? Pronta? Pronto? Chi siete? Buonasera, Sì, chi siete? sono Giovanni di San Marco. Giovanni, permettete di spongo al telefono? Prego. Pronta? Pronta? Là. Pronta? Pronto, buonasera, sì, beh, Chi siete? sono nonno Salvatore. Onno Salvatore, dite. Sì, beh, come stiamo? Stiamo buoni. Non c'è male, non c'è male. Sì, beh, l'altra volta mi menassava via fuori a me perché dicessero che io non tenevo la pelliccia. Perché ma è cresciuta? No, sì, beh, aspetta, sì, beh, io ti dicevo, questa coppa ma ti tengo 89 anni e tu dici che io dici la pelliccia. Se devi 89 anni è una pelliccia valifera. E poi mi menassava via fuori, sì, beh, ma mi lascio capire un perché voi. Invece ma non tiene manca la pelliccia, tu sei morto proprio. E perché non tengo la pelliccia? Sì, beh, sì, guarda, non dici che non tengo la pelliccia, 89 anni la pelliccia tengo. Aspetta un momento, non spazza con la bocca però. No, signor. Prima chi è chi sta al telefono? Pronta? Pronto? Chi siete voi? Giovanni, Giovanni, cosa Da vi San accorge? Marco, Don Beppe, Giovanni da San Marco. buonasera. Oggi cosa vi Buonasera accorge? Giovanni. No, avevo telefonato solamente per fare i saluti. E che San Marco Con gli siete? amici. Di quale San Marco siete? San Marco Evangelista. A San Marco Evangelista, Siamo un gruppo di amici, vorremmo fare tutti in coro dei saluti. Fate. Prego. Ma scusate, Giovina, Vabbè, ho registrato. Giovina non si capisce tanto bene quello che dite. Giovanni? Giovanna? Ma buoniamo è cosa Vabbè, da- registrato comunque. non Allora ti ascolto Gio, bene. signora, Sì, beh, sei,
Sì, beh, sì, ma credo il signore allora non risponde. Non rispondo, signore. Mi senta? Sì, beh, Dice. ma il signore lo sente o non sente? Non sento, non risponda. Non risponde, signore? No, non rispondo. Vabbè. Sì, beh. Vabbè, ma se io parlo con tu parla, come si permette? Ma poi chi sei bietto? Sì, beh. Che Te posso venire a trovare qualche volta? Quando vuoi tu puoi venire. Sì, beh, guarda, però siamo a fare la camminata tutte e due. La camminata, diciamo fare una mangiata, che le cose marrene più che fanno la camminata, una mangiata. Ma mi a mangiare? Sì, Non ti preoccupare, sì, beh, ma va io so più bicchieri alle te. non va niente, non va niente. Ma vengi a Pollecchio, però. Chi lo dice? Sì, beh, ma dimmi una cosa, ma il presidente non è la Pollecchio. Come? Il presidente non è la Pollecchio. Ma che significa? Don Beppe, fuori. Fuori, uscire Fuori, forza, fuori. Hai ragione, presidente. Che significa? Perché voi potete Sì, parolacce, no, Don Beppe, non permetto, Don Beppe. Manca a E passare. poi non va appoggiate. No, sto dicendo. Rispetto là, quello là. Manca per far sapere che è nato. Pronto? 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 Sì, chi fiera? Buonasera, Don Beppe, sono Nicola. Nicola di dove? Nicola da Portici. Signor Nicola, venate io. Pronto? Don Pronto? Beppe? Dite. E perché me ne devo andare? E venate io perché già sta la parecchio tempo diretto. Ma non è vero, mi sono cevato a metterla. Che schifo, Don Beppe. Fuori. Presidente, un po' di pazienza. Ci vuol dire di che vuoi. Pronto? Pronto? Dice. Buonasera, Giuseppe, sono Gaetano. Pigliami chi sta in mano, fuori. Ah, fammi un cazzo che si, non voglio rispondere più a nessuno. Pronto? Pronto? Chi sei? Buonasera, Don Beppe. Sei chi sei? Sono Raffaele, chiamo da Casoria. Raffaele, chiamo di Casoria, ecco buono. Niente, voglio salutare. Vabbè, forza, saluta e Siete battete. sempre così irruento. Va Il bene. telefono. Sì, va bene, va bene. Comunque voglio salutare il presidente, Sì, Don Pasquale, la signora Azzurra. sì, E voglio dire che io comunque ascolto sempre Radio Jolly. va bene. Anche se non chiamo purtroppo perché di solito sto stanco, allora quindi non chiamo. Che poi è difficile prendere la linea. Va bene, voglio stata buona. Ok, la ringrazio allora. Buonasera. Arrivederci, buonanotte. Buonanotte. Vabbè, per te la canzone. Presidente, no, il telefono non si mette in posto, basta, finisce così. Gli schifo Poi c'è la giostra, è colpa loro, Don Beppe, non è colpa loro. Questa è proprio spedizione. Quello che noi sentimmo si può chiamare soltanto indifferenza, sarà stato destino o a stanchezza del cuore, ma ogni pena da vita non dura tempo, ma sempre a finire. E se l'amore ci ha lasciata non ci sta più, perché sciupamo tutto questo da gioventù. I vasi e carezze non vedo, sono senza sapore, ma tu fai speranze di marossi, come a giocare nelle rose, potrebbero bene perduto, ma l'amore non è come rose, si potrebbe fare nudo, non torna mai.
brucia ogni colore, casa porta con dolce, e che stanno per grande sincero, una passione una beveva, tutte passate più belle che sono già fatte sonnare, e se l'amore ci ha lasciato non ci sta più, perché sciopando tutto questo ragazzo i vasi e carezze non dire sono senza sapore, ma tu fa speranze di male mi dici così, come a maggioritaria delle rose può tornare pure bene perduto, ma l'amore non è come rose, si potrebbe fare nulla, non parla mai più. Non parla mai più. Eccoci qua, eccoci qua. Presidente, Stiamo sempre qua. Presidente, s'ha da stabiliscere buono, Sì, Presidente. Don Beppe. S'ha da stabiliscere buono che dobbiamo fare. Vabbè, facciamo una cosa. Prendiamo 6 telefonate. 6. 6, solo 6. Se nelle poi 6 chiudiamo. telefonate si comportano bene, Sì, noi pigliamo ancora l'altra. sì. Se poi non so buone, noi su si metteniamo. Io mi soso e me ne vado. E io mi sono sapezza a voi. E io vi ringrazio, Don Beppe. Va bene? Facciamo questa prova. Allora, Mettiamo il telefono a posto. forza. Ecco, abbiamo. Pronta? Ma questo è registrato, questo è un Pronta? registrato. Che sta fatto uno per la mamma e un altro per la sorella, Presidente. Mo si è parata la prima, Prima la seconda. la prima famiglia si è sistemata. Pronta? Pronto, buonasera, l'uomo in merda. Pronto? Bravo, devi sono che belli chiamo che Adesso tu, Presidente. Don Beppe, non mi preoccupo. Sono che lui chiama. A mettere 6 a me. 6. 6 a me. Allora, Allora, non hanno posato, Don Beppe, tutti e due stanno qui in linea. sì, è bene. Ecco, adesso hanno posato. Pronta? 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 Don Beppe, in privato. Vabbè, Sì, chi siete? sono Pasquale da Pomigliano. Pasquale, spostate con la bocca o io? No, no, E aspetta un momento allora. sì, sì. Pronta? Pronto? Chi siete? Buonasera, cornuti. Bravo. Sono 3. Prima la quarta. Allora che piezza si è cesso, Presidente? Vediamo questo signore da quest'altro lato, da Pomigliano. Allora, Pomigliano. Pronta? Pomigliano. Pronto? Sì? Buonasera, un Peppe. Chi siete? Sono Marco. Marco di dove? Marco credo che si chiama Puglierda. E sono 4. Don Beppe, ce l'abbiamo. Lo Se non ha mai allora. Prima la quinta, non Pronta? mi preoccupate. Pronta? Vabbè, Sì? il presidente si ricorda di me. Chiamai pure sabato. Chi siete? Pasquale, Pasquale? non vi ricordate? No, non ricordo. Comunque... Sabato sera. Come? Sabato sera. Si ricorda però tanta brava gente, comunque non Dopo ricordo. poi aspetta un momento, sono signore Pomigliano, pronta? Pomiglianese? Uè, vabbè, Allora dite. posso fare dei saluti? Sì, salutato. Allora voglio salutare Salvatore Biondo, Sì, Sabatino Zappatore, Sì. come si chiama? sì. A Pasquale Sposi e Vabbè. tutto Chiappanacè. Va bene. E Ecco, poi ecco, perché dopo. vuoi ringraziarsi così? No, non mi incazzare, ho Luigi per me c'è Nicola Ravellini. Lei spure, quella lì è un singolo. Sbagliamo Nico. Sbagliai assai Nicola, è un uomo sporco. Che là a Napoli già se ne chiude maratona.
Zanvè? Sì. E sarà affaticato che su? Sarà affaticato. Aspettate un momento, Sì, già. Pronto? Pronto, Radio Zolli? Sì, dici. Raffaele da Torre del Greco. Oh, Raffaele, buonasera. Buonasera. Mi serve qualcosa? Ah, no, volevo dire a tutti questi che telefono di non Sposta. dire parolacce, di Spostare. spostare con la No, bocca. guarda, noi ce andiamo, dopo di voi ce andiamo. Ah, Sì. perché? Annetti e parole. Vabbè, ma andiamo bene, non vi preoccupate. Come? Pare che sono acconciate. Ci sono parecchie persone che vogliono ascoltare. Lo so, guardate, ma noi non possiamo stare che chi si dice parole che non si dice come quando fa. Ma voi mi pensate proprio? Noi abbiamo stabilito che parole non si dice e non sa da dicere nessuna parola. Hai ragione, vabbè. Ma voi non l'hanno dicere proprio. Sì. Vabbè, ma con polizia, andiamo, forza, cosa volete? Andiamo, abbraccio, con polizia. Vabbè, mi sa che può ricere. Vabbè. Guardiamo sempre con polizia. No, voglio dire che voi non dovete rispondere a questi Ma qua. perché che cacchia fai io sta qui, tu che vai quando, fammi sempre con voi. Dai, io c'è mia forza, Vabbè. fuori. Ah, pianissimo, cazzo, noi lo chiamo, ma devi dire che cacchia fai. Non so nascere parole. Pronto? Pronto, chi siete? Ma Beppe? Sì, chi Ma siete? sentite? Sì, Volevo dire, no, complimenti per la trasmissione che facevi. grazie. Vorresti certificare, se no, avresti ne parlato per telefono. Ma ci dici, ma un bel pensiero a questa gente. Avete capito? Aspetta. Rispondete la buona sta gente. Pronta? Perché basta vedete un culo. Fuori. Giovina. Pronta? Sì, pronto, ma si vede. Voi e Rosita. Si coppa la mano. Allora sentite questa cosa. Sì, sì. Chiamatemi Nugiavaca. Chiamatemi? Nugiavaca. Chiamatemi patente, ma si facciano pirita una cotovera merda. Hai ragione. Ma che io credo che voi Si mangia pasta e cicere, insieme con due pasule, è un piacere a sentire come scurreggio culo. Ma ti può pare che sto ma non forniano? Saranno brutto vizia. Vabbè. Vabbè, ma se ce ne sti cosa che su? Ma chi è che non notena? Anzi, è o ciuffezzi e l'uomo quello che sopra terra. Bravo, vabbè, un applauso, vabbè, bravo. Da spita a contraddirmela, che se non va rumore, vi piace pure a sentire oppure l'adora. Va bene? Bravo, vabbè, siete proprio un filosofo. Vi saluto e buonanotte. Buonanotte, vabbè. Buonanotte, Dicevo arrivederci. dal sigaro per telefono. Buonanotte. Ok, buonanotte. Buonanotte, arrivederci. Buonanotte. Buonanotte. Vabbè, va buono, hai fatto la cacciata. Stanno ancora al telefono, lo io schifo so, dietro, vabbè. forza, fuori. Pronta? Pronta? È pronto? Sì, chi siete? Sono Sabatino da Pomigliano. Sabatino, dite Sabatino. Vorrei salutare, posso fare dei saluti, non Beppe? Sì, 3 saluti solo. Vorrei salutare a Pasquale il Monnezzaro Sì, e poi vorrei salutare anche il Presidente sì, e a voi che siete una brava persona. grazie. Questo è. Vi voglio salutare, arrivederci. Perché poi salutato a Pasquale Monnezzaro? Ha lasciato un Beppe. Vabbè, brava gente lascia una pressa. Pronta? Eccomi, Filomena da Giulia, non Beppe. Chi è? Ah, non ero tu. Sì, Eccomi, mi ero Filomena. Pronta? E poi era una... Pronto? Pronta? Buonasera, vabbè. Chi siete? Sono Gaetano da Casoria. Cosa volete, Gaetano? Quello delle bomberine, vabbè, come sta? Bomboniere? Sì. Chi Ma è? ti conosciuto? Ma chi è? Gaetano da Casoria. Ma Gaetano che fate voi come mestiere? E come le bomboniere, dice mai pure il giovedì passato. Vabbè, ma Sì. ricordate, Presidente, buonasera. Sì, buonasera, Gaetano, sì, ricordo, Ma Don per Beppe. È una brava persona, Don Per Beppe. tenere a mente voi chi siete, ma come mi fa per ci ricordare? Un Gaetano delle bomboniere. Va bene, ma dico come ci ma ci ricordiamo? E noi io fai tengo la fabbrica di bomboniere, perciò vi sto dicendo, il Presidente si è ricordato. Sì, ti ricordo. Avete capito, Don Beppe? Ma chi è che sta già Don Un Gaetano? creatore mio, un creatore mio. Gaetano? Dite, Presidente. Voi siete quelle persone che quando io facevo il programma il sabato voi eravate dalla bersagliera. Esattamente, vi stavo ascoltando, esattamente. Che io ricordo queste suole parole. Don Beppe è una brava Ma persona. io tenevo la moglie sotto la fabbrica di Piazza Tanto là. No, che significa? La moglie che praticava sopra il comune di Napoli, a Piazza Tanto. No, quello è il beh, signor... No, la signora Paola. No. Quella è un'altra cosa. Non so, Vabbè, ho chiamato anche il giovedì passato.
Vabbè, si vabbè. fa dire che il telefono sempre dice le parole, invece Vabbè, ascoltare io il sentite, direttivo- voi pensate a chi che il telefono da buia, a chi che il telefono da noi ci operiamo noi, cazzo. Sì, vabbè. Avete capito? Voi non fate all'aria, voi non fate a pigliare spavo in girato per noi. No. Voi a stabilire chi è che ha il telefono nella casa vostra, chi sono buono o chi sono malavetto. Quello che il telefono caglia lì. Vabbè, ma io non mica vado a pigliare con mica, vado a pigliare con quello che Ma telefono. avete capito? Ma voi chi vuole papà, voi a Benjamin, chi ti parte la casa nostra? Vabbè, ha già di pace. Mangiate pazienza, smangiate le bambaliere. Azzo! Vabbè, ma ti fa tre ragazzi. State facendo gli anni proprio creatori di me. Ma che se mi dispiace, il creatore mi dispiace, io. Comunque come state? Vabbè, la cosa necessaria. Io sono bene, però non voglio essere rispetuto. Vabbè, allora mi scusate. Va bene, Mi scusate, vabbè. va bene, Va bene. Comunque state buoni. non c'è male. Presidente, poi tutto a posto? Tutto a posto, signor Gaetano, tutto a posto. Sabato mi sono divertito anche ad ascoltarla. Veramente? Sì. Non Gaetano, Io permettete vi un momento. ringrazio. Vabbè, Sì? mia moglie mi manda un bacio. Ah, va bene. Come si chiama la signora? La signora Maria. Aspettate un Buonasera signora momento. Maria, buonasera. Buonasera, anche da parte Pronto? 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 Pronto, vabbè. Chi siete? Cade. Abusante. Pronto? Pronto zio Peppe? Chi siete? Buonasera, sono Vincenzo da La Caserta. radio. Sono il Vincenzo- cugino di Alessandro. Uscite fuori. Come? Dovete uscire fuori. E perché zio Peppe? Mi dispiace fuori. No, aspettate. Perché? Sì. Volevo fare solo dei saluti. Sentite, non spostate con la No, bocca. assolutamente. Forse presto, fate presto. Volevo salutare Eleonora, volevo salutare Daniela e volevo salutare mio cugino Alessandro. Va bene. E poi vi ricordate quello lì che telefonavo fatto Luciuccio? No, vabbè. E chi era uno a dritto. Era un ragazzo di Caserta. E io lo conosco. Volete sapere chi è? Don Peppe? State facendo tutto voi, prendete fame. No, dico volete sapere chi è? Dici. Sì, ma volete saperlo? Sì, e se non dite. volete sapere che attacco e me ne vado. No, dite. Guardate, Guardate, chi volete per vedere, voi? sentite, volete vedere che io ci vi dico che voglio sapere, io ho usato lo stesso. Allora io non lo voglio sapere, faccio vedere che io ho deciso lo stesso. Mangiare un biro cazzo, poi e chi lo Uè, stronzo che chiamava che te ne proprio ragione. Non mi chi per becchi. Ma c'è là, vabbè. Presidente, chi si è cornuto, sentite che è cornuto. Fuori. Dove sta Gaetano? Dove sta Gaetano? Vabbè, sto qua. Gaetano, uscito non mi sporco, però. No, Don Beppe, è una persona pulita. No, perché potevo vedere parte nostra. Ci pigliava, che bello sporco, scusate il termine, mi dovete scusare. Azzo. Vabbè, Dite. volevo sapere una cosa, però me la devo spiegare. Dite. Perché è capitato di venire a Agit, quando ero l'unica ci telefonava a Don Beppe. Sì, dite. Quando per esempio sta nascendo il mio zio che non può camminare. Sì, E un padrone, diciamo, quello che porta la carretta. sì, O vatto. Poi scende la coppa carretta e lo tira pure. sì. E là se ne manca può camminare, ma perché? Questa è una bella domanda, Don Beppe. E mi potete spiegare, voi che queste cose ne capite, no? Ma sentite, guardate, voi mo uscite su a dove dovete arrivare? No, perché il mio zio stavo dicendo. Sì, Poretta, non mi niente proprio che la frussina, come metti a mare. Sì. Che battevo cavallo, no? sì. O ciuccia dai. O ciuccia, esatto, come ti chiamate? L'asino, o ciuccia, ma non so ci chiamare perché non capisci. L'asine. L'asino, poi scende pure la coppa cavallo. Guardate, se è maschio si chiama asine. Asino. Se è femmina si chiama asino. Asino. L'asino è l'asine. Vabbè, non so se il poi mai. L'asino è maschio, l'asino è maschio e l'asino è femmina. Vabbè, comunque tu non sai, comunque era proprio non mi niente perché lo battevo sempre, presidente. È giusto. Poi quando è piccolino si chiama l'asinelle. Ma comunque perché lo battevo il cavallo pure di camminare? Guardate, Però se vicino esce con la coppa. Ma Gaetano, Sì, ditemi. perciò il detto antico dice, a me criate ciucce, sì d'accordo, e vi ringrazio nostro Signore, però non credo padrone ciucciucce me. No, ma presidente, però non è che se diciamo carica E appunto padrone ciucciucce ciucce. sentite, voi pensate ai bambinieri, aspettate un momento. Sì. Pronto? Pronto? Sì, chi siete? Giordi? Sì? Sono Ciucciù da Marrano. Peppino, buonasera. Ciucciù? Da Marrano. Uscite fuori. Come? Fuori. Gaetano, Ma presidente, ditemi. eccoci qua. Allora volevo essere spiegato perché voglio attaccare oggi la spazzellata.
Sì, certamente non deve essere per bene che picchiamo l'asino, il Ma cavallo. perché l'asino sta fermo? Beh, insomma, perché sei spastriato. Sentite, Lo stanco, secondo me. non vuoi dire questa domanda delicata. Ho capito. Perché non è delicata? Non già, perché poi c'è da domandare, o Ciuccio avesse potuto parlare, io con Ciuccio non può parlare. Hai già capito? Vi saluta. Vabbè, Sì. io vi saluto a voi, Buonanotte. al Presidente con la sua famiglia. Grazie, E da grazie. parte di mia moglie un saluto alla vostra Marittella. Come si chiama vostra Maria, moglie? Maria. Ah, buonasera Maria, Va buonasera. bene? Buonasera. Vabbè, un saluto, arrivederci. Buonanotte. Ciao Don Gaetano, ciao signora Maria. Arrivederci. Buonanotte. Arrivederci. Vabbè, il telefono di posto. Ho impegnata. Sono a Maria, come fa? Eh no, perché sei esposto, vabbè, noi... Pronto? Pronto? Sì, chi siete? Buonasera, Don Peppe, sono Giuseppe da Caserta. Giuseppe. Bene. Auguri a tutti quanti. Oh, io piglio quello che sta al telefono. Pronto? Pronto? Ce l'avete con me, Presidente? No, all'altro lato. C'è Devo un... aspettare? No, parlate. Volevo fare gli auguri a tutti quanti Luigi. Sì. In particolare a Luigi, un amico mio di Caserta, che oggi ha fatto una festa. Ha da fare l'auguri pure a Gigini il poeta. Ah, auguri. Pure il poeta fa... Chi le scarpa, te capite chi è? Sì, ma mica è quello che doveva fare le pantofole a Maitella. Sì, proprio te ne dice. Giusto. Ce l'ha fatta le pantofole? No, vabbè, ma chi si piglia sempre un po' che tempo, ma poi si mette sempre a posto. Ha da fare un bello servizio, vabbè. Come? Ha da fare un bello Si servizio. capisce. Allora, giovine, Don Peppe, dici, allora vi devo salutare. buonanotte, ma non mi accompagni. Presidente, arrivederci. Mi Buonanotte. chiamo Maitella. Buonanotte. Allora, ne mi chiedo col nudo che sei. Pronto? Pronto? Sì? Don Peppe? Fuori. Fuori. Basta, fuori. Fuori, grazie a fuori, hanno detto quando fuori, basta. Fuori e basta. C'è poco da scherzare, io vedo con mie femmine la vita non sta imbrogliano, con tutte le picce da ci sanno da. Sono carroline e l'uomo e quando si incapricciano, quello che fanno sempre ce le ha. Il ciò è compagni di mare, questi è sospirare. E amare il dolce vivere e cose più lo zucchero, ma quanta volta ci fanno stamare. Però davanti a vista verità, vogliono senza femmina che ci canta a Senza femmina non si può stare, Presidente, come dice la canzone, senza femmina Che ci campammo a fa. che ci cambiamo a fare. Vabbè, prima andiamo alla nostra telefonata. E chi c'è, non dia parente, Presidente, Chi è Don c'è uno Beppe? che si accamuffa la voce. Zio Peppe, Sì, perché mi avete detto tutte quelle parole? tu sei non dia parente, tu Vabbè, questo è secondo me Alessandro da Posso Caserta. sapere no, perché? chi si può Questo- presentare come Alessandro Caserta? Io penso. Alessandro? Non Alessandro Sono Alessandro Caserta. Alessandro? Sì, dite Presidente. No, parlate, Don Beppe non è convinto, Non vabbè, è Alessandro Don Alessandro. Peppe, io sono Alessandro di Caserta. Non sia Alessandro Caserta. Vabbè, sì. E perché non mi riconoscete? Don Perché Peppe? non si issa. Don Peppe, facetemi qualche domanda. Ma che l'hai già domandato a Giaiciri che tieni il corno da Giaiciri? Don Beppe. Don Peppe, mi dispiace, guarda, mi state proprio offendendo così. Vabbè, Alessandro. Ma quando mai? Che lo conosci il tempo Ma facile, chi l'Alessandro vuoi non cagnino può per lo Don trovi? Peppe, sentite, voi avete Alessandro è un buon uomo, non sono buon uomo, allora, che No. sto dicendo in parola? Si tu sporco, sì, perché domani faccio io che dice parole prima di niente. Zio Peppe, No. Zio Peppe, io sono Alessandro di Caserta, ma come non mi riconoscete? Vabbè, Faccio telefono dalla settimana scorsa. ecco, devo fare... Stanno sempre alla nostra casa a Caserta. Vicino all'ospedale, ombre. ci siamo. Sì, Alessandro, Dite, giorni fa dove siete stato? Io Quando... sono stato a Roma perché c'era mio fratello, sono a casa di mio Vedete, fratello. non vi ricordate? È proprio Alessandro, Don Beppe. È Ma Alessandro. non credo. Sì, Don Non Beppe. Vabbè, non ci credete, che vi devo dire? Perché noi lì tipo telefono a posto di È già suona. Pronta? Pronta? Pronto? Chi siete?
Buonasera Don Peppe. Buonasera, chi siete? Vorrei gentilmente salutare voi e il Presidente. Sì, signor, volevo sapere chi siete prima che parlate. Ma sa, signora. La signora Maria Signora Maria Bidova. di Aversa. Aversa. Sì, Don Peppe, che brava persona. Come state? Signor, sentite. Sì. Là, ce l'abbiamo là. Sento da Ligona, Sì, signora. sì. La signora mi fa piacere, che mi fa piacere? State in da Ligona, la signora è una tedesca, attenzione. Siete tedesco, signora? Sì. Ah, bravo. Signore, quando mi mandate un bello complimento? Quando volete voi. Voglio vedere proprio, signore. La colpa è la mia, però. Voglio vedere i siti di spesi che mi mandano un bello complimento. Già, la signora Samuto, certo, Don Peppe, sono io che non sono disponibile. E più là, Don Peppe, vado dalla signora e vi do complimento, va bene, signora? No, signor Don Peppe, non Presidente. Ma guardi, non tenete, Presidente. Guardi, non tenete, Presidente. Vedete come offendete, Don Peppe? Voi siete un giaglietto. No, Don Peppe. Giaglietto siete. Allora, io da signore. Io dico che devo la signore. Don Peppe, sono intapparato. Signor, posso venire a casa vostra? Come? Fatevi portare dal Presidente. Ah, perché io solo non posso venire. Voi solo come fate per venire qua? Con l'asina. Con l'asina? La cicciarella. È un po' lungo. Perché, signor? Che non sapete che l'asina è lunga? Io certo non posso tagliare. Peppe. Don Peppe? E che la signora ha detto che l'asina è lunga? No, dico la strada è lunga. Ah, io pensavo l'asina, ma la signora è pazza, ma che sta dicendo questa signora con questa bocca? Don Peppe? Dice. Vi faccio un caro saluto. Sì, signor, molto ma... rispettosamente. Signore, ma volete mandare questo complimento? Come ve lo mando? Se viene il Presidente ve lo mando senz'altro. Signor, il Presidente non bene. No, perché dovrebbe? Vabbè, ci vado, non vi preoccupate. Va bene? Quando andate da quelle parti anche dal console. Ciao, sì. Console! Il nostro... O console Luciano. Speranza. Presidente. Speranza. Signora Maria, ditemi. Faccio un saluto circolare. Signora Maria. Auguro una felice notte Don Peppe, a sì, voi. grazie. Signora Maria. Sì. Potete aspettare un attimo, dall'altra parte abbiamo Alessandro. Buonasera, signora Maria. Buonasera. Un bravo ragazzo, signora Maria. Ma quando mai che ne è Issa, è lui. È Issa. È Issa. Sentite, ma voi facete papà, Presidente? Non è vero, Don Peppe, è Alessandro. Non vi arrabbiate, Don Peppe, non vi arrabbiate. Voi dici che è Issa, è Issa. È lui, è lui. Da fanculo, non è Issa. Ehi. Zio Peppe. Dici. Zio Peppe, allora se voi dite questo, allora io mi attacco. Non puoi dire. Vabbè, Zio Peppe, allora... Troppo ti faccio io, vedete che l'ho partito telefono a Alessandro veramente. Don Peppe, guardate, però ve lo dico veramente, mi avete offeso, Don Peppe, e allora fa una cosa, guarda. Significa che non vi devo telefonare più. Allora no, Alessandro, no, no. Sì, Alessandro di Caserta, sì. E un altro telefonare e me le dice. Zio Peppe, se non la piglio la linea, come fai? Io ti aspetto che quando non prendo la linea. Vabbè. Vabbè? Alessandro, buonasera. Adesso scusate, c'è... No, non vi preoccupate. Scusate a Peppe, perché Peppe... Ma Peppe, che è Peppe? Che è Peppe? Questo è Alessandro, sto giovanotte, è Alessandro. Voi non potete capire. Babbo, ma prima ci ha detto, ma faccio io come telefonare. C'è chiarito, fate a Roma, mi ha detto tante cose. Sì. E che io faccio il rap, mo telefono, un sacco di gente dice che... Ecco, vedete? Ma mi fanno scemo, non chiedo voi, non chiedo voi. Mi fanno scemo, non beh. E fanno buono. Va bene, vabbè, io vi saluto. Alessandro, vi saluto. Ciao Alessandro, buonanotte. Signora Maria. Saluto pure io, caramente. Sì, ma signora Maria. Ti faccio d'ascolto. Un bacione Don Peppe. Signor, arrivederci, signor. Sì, un saluto rispettoso per voi. Una buona notte, una buona giornata domani. Grazie, signora Maria. Buonanotte. Buonanotte, signora Maria. Pronta? Buonasera. Chi siete? Sono il vostro radioascoltatore che... Chi sia Alessandro di Caserta? Ma quando no, Sono Alessandro di Caserta. Siete Alessandro di Caserta? E io dico no. Siete Alessandro di Caserta? No, signor vedete? non sono Alessandro di È Caserta. uscito fuori. È onesto, fuori. Il signore è onesto. Fuori. E perché? Pronta? Fuori. Fuori. Vedete? I buoni cacciati rimangono è pigliato. Pronta? Pronto, signor Sorrentino, perché mi ha cacciato fuori? Io ho detto la verità, non sono Alessandro di Caserta, vi dovevo... È stata una persona onesta, Hai aspettato un momento. Pronta? Pronto, buonasera, Don Peppe.
Chi siete? Don Beppe, sono Mimmo. Mimmo di dove? Mimmo di Agerola. A Gerola? Sì, vabbè, quello là non era Alessandro, Non era Voi Alessandro. Non era dite? Alessandro. Quelli il presidente non se lo ricorda. Io presidente è Zalanuto. Voi dicete? Don Beppe, non era Ci Alessandro. scommettesse la vita, non ci Non scommettesse. era Alessandro, Don Beppe. Sì, sì. Io me lo ricordo Alessandro, non Ma- era lui. Pronto? Fossi un salano questa sera, ma... Signor Peppe, Dice, comunque io volevo dire una cosa. dice. Noi le avremo per la legge tributaria Sì. e per il 7,40. Noi sappiamo che lei non ha pagato il 7,40. Don Beppe, cacciatelo fuori a quel cazzo. Don Beppe, questo voleva fare fesso questo. Fuori, è già uscita. Avete fatto bene, Don Beppe. Ma sta gente di niente che fa, Don Beppe? Arrivando 7,40. Faceva apposta, Don Beppe. Gli piglia 10 pensioni. Ogni 2 mesi. Non mi accappara la punta. Don Beppe, Sì. stasera vi chiamo Alessandro, rimane la linea libera. Se sei dopo modo, passo in discussione, non telefono a Alessandro di Caserta. Don Beppe, voglio fare tanti saluti ai miei amici. Sì. Antonio, Mimmo, Marco. Sì. Don Beppe, mettete un rito in culo. Fuori, Don Beppe, che schima, non hai capito. Che soddisfazione hanno sta gente, Don Beppe, che si prende la signora e lascia una fatica, che ora già ci vuole la parola. Permettete, Presidente. Sto per esempio la signora lascia una fatica. Pronto, Don Beppe? Chi siete? Vabbè, buonasera, scusate, sono di nuovo Gaetano, mi sono dimenticato di fare gli auguri a mia sorella. Sì. A Luisa? Oggi è Luisa. Auguri. Un grande... Comunque, Presidente, non era lui, Non era lui? No, ha ragione Don Beppe. Va bene. Non era Alessandro di Caserta. No, avete ragione, Don Beppe. Arrivederci. Arrivederci. Presidente, Voi un saluto Gaetano, anche a vostro nipote con tanti auguri. io vi ringrazio. Va bene, buonasera. Buonasera, mio cognato, mio nipote. Auguri. Grazie, Don Gaetano. Don Beppe. Sì. Senza offesa, regaliva a vostro favore quello che volete a disposizione. È mandato un bel baglio da Radio Gialla. Un bel? Baglio. E non c'è problema. E Lo allora- manda a Radio Giallo e pure pure. Vabbè, voglio vedere se si tomano fa. Vabbè, io sono troppo mascolo. Don Gaetano. Non vi preoccupate che lo faccio arrivare a buio e pure a Don radio. Gaetano. Dite, Presidente. Chiedo scusa a Don Beppe e chi mi ascolta, però io che fa pure con me. Vi voglio dire in parola, io vi tengo in parola. Scusate. Prego, Ditemi. vi tengo in parola. No, io senza offesa sono di parola. A parte che io Se mi fate una cortesia quando è domenica, una domenica. Presidente, Si sto alla radio, ditemi. io l'ascolto dalla mattina alle 7 fino alle 10 di sera quando lavoro la radio. Radio Gialla. Sono 2 Che anni. cazzo bustate a sì. fare questa materia? Non posso telefonare perché giù non c'è il telefono. Sì, me l'avete detto già l'altra volta. Però stamattina ho sentito Amanda, poi ha fatto la replica con voi e con la sua cassetta un'altra volta. Bravo. Cioè io la sento dalla mattina alla sera. Pronto, chi? Ma- Non si preoccupate che io sono di parola. Don Gaetano, Ditemi. ho tanto voglio di conoscervi. Vabbè, non c'è problema. Facete una passeggiatella a Radio Jolly. Mandatemi i soldi, Oggi domenica di sabato. mandatemi i soldi. Vabbè, non vi preoccupate, buon in mano. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Don Gaetano, saluto la signora Maria. Grazie, arrivederci. Buonasera. Dimmi chi è. A caia Allah persa la stancana. Buonasera. Vedete Cristo in croce, mi Vabbè. pare. Fuori, vabbè. Chi sia Alessandro di Caserta? Chi sia Alessandro di Caserta? Scusate. Alessandra. Pronto? Cara Alessandra, buonasera. Don Peppe? Come Io non andiamo? sono Alessandro. Tu sei Alessandra. No, Don Peppe, io sono Franco da Giuliano. Tu sei Vedete, Alessandro di Don Beppe, Caserta. vedete. No, chi sia Ma Alessandro di Don Caserta? Beppe, sono persone oneste. Non mi pigli in giro. Figlimi bello. No, questo è di Giuliano, questo è un mio compaesano. Perché a Giuliano gli dice, signore come chi sta? Don Peppe? Ma Ma io sono Franco da Giuliano. non sono- Aspetta un Ciao momento. Franco. Buonasera, Presidente. Buonasera. Alessandra, aspetta un momento. Pronta? Pronto, buonasera. Chi siete? Presidente, vi state confondendo, forse non è Alessandro questa Io sono Antonio, non è Alessandro. Questo qua no. L'altro era Alessandro. Don Peppe? Sentite, Alessandra dice bella. Ma Don Peppe... Questo qua è Franco e Giuliano. Io sono Franco di Giuliano. Allora io esce fuori, fuori. No, Don Beppe, mettete lì. Pronto, Don Antonio? Beppe, mi dispiace. Don Peppe, io chiamo da Caserta. Sì, dica. La città di Alessandro. Sì, dica. E comunque... Ma Franco, non lasciate la linea libera. Don Peppe, quello di prima non era Alessandro. Non era la vita. Sentivo un poco strano la voce. Alessandro era una voce più squillata. No, chi Franco? sia Alessandro di Caserta, sicuro. Franco? Pronto? Ecco, non lasciate per piacere. Vabbè, Don Peppe stasera forse stanno... Senti, allora io per me tu sia Alessandro. Sta allucinato, Beppe sta allucinato. Allora se tu si omma, no? Gli aspetta al telefono, non c'è quando non telefono Allora, Don Alessandro. Beppe, Don Beppe, facciamo una cosa.
guarda che sta a mezzo. Franco? Sì. Allora, vabbè, facciamo una cosa. Io vi dico in privato questo signore come si chiama, il cognome. Sentite, aspetta. Ah, no. Pronta? Lisandra? Chi è? Non hai capito? Hai trovato la carcerata. Carcerata a me. Usato il telefono. Tope. Questi sono 4-5 tope. Don Peppe. Aspettate prima sia voi sta là così quando c'è il telefono a Lisandra. Per me tu sei Lisandra. Pronta? Pronto? Chi sei? Pace bene, come va? Ma qua va c'è bella, Cioè, compri il suo papa. Chi sei? Chi sei? Sono il barone Carlomaggi. E chi esce fuori? Ma chi? Fuori. Che ha telefonato voglio di caserta. Don Peppe, Dice. comunque quello che avete cacciato prima fuori, quello per me era Alessandro Di No, e tu stai chi ti sbaglia, Alessandro di Caserta è troppo non buono guaglione. Ma perché quello non Era un bravo ragazzo, Era un quello bravo là. ragazzo. No, hai spostato con la bocca. Ma Hai spostato con la bocca. Presidente, Sì, avete visto che è salito a Giuliano? Gerlini? sì, ho È capito. grande sorpresa. Sì. Grande sorpresa. A me fa piacere, Franco. Anche a me fa È piacere. una brava persona. Sì, indubbiamente. Complimenti. Ma comunque si vede che la gente, insomma, per cambiare partito, si vede che la gente è stanca proprio. E la gente ha E capito. vuole un miglioramento, vuole un Ed cambiamento. è giusto, soprattutto a Giuliano. Ma non chi c'è una fotta. Franco, come sta la famiglia? E non c'è male. Don Giulio, come sta Don Giulio? Sto bene. I suoi figli, tutti Sì, bene? Sì. Anche il piccolo Giulio, lo conosce il Ha piccolo fatto Giulio? a cagno due cicacone. Conosco? Il piccolo Giulio? Ma il figlio di Gaetano? No, il figlio di Capo. Mamma mia. Anzi, mando un saluto a Giulio. Sono tutti amici miei, non vi preoccupate, brava gente. Un saluto a tutti i Luigi. Aspetta, Lisa, aspetta un momento. Anche a Zio Luigi. Pronto? Buonasera. Chi è? Don Peppe, sono Rosario da Portici. Rosario? Da Portici. Ah, ti hai pigliato che sei studiato, ti hai pigliato. Perché? Come tutti i seri si telefono, hai visto? Sì, va bene. Come? Vi fa piacere? Sì, mi fa piacere, signorina, come non mi fa piacere? Io se non vi chiamo non mi introvo. Ah, non lo trovate, Buonasera, Presidente. Signorina, voglio Buonasera, sapere, Rosaria. chi era chi tu voglio che ha telefonato prima? Era Alessandro. Sicuro? No, Sì. Io vabbè, se non avrei mi la sbaglio. cassetta a portata di mano in questo momento ve le farei ascoltare. Vabbè, io non mi Io sbaglio. registrai la cassetta. Come si Non è sbaglia anche Alessandro, Franco. non è Alessandro. Alessandro, Don Peppe. Vabbè, Franco, auguri a Zio Luigi Riccio. Ha una voce Sì. inconfondibile. Va bene? Come fate a non ricordarvi? Presidente, adesso vi devo lasciare perché... Va bene Franco. perché che cosa? Io hai aspettato via quando telefono chi li cassetta. Se non lascio, ma come Devo andare a telefono? dormire, domani mi devo Io hai svegliare. aspettato, sto dicendo di aspettare. Guardate. Don Peppe. Io aspettare. Lascio io? Signorina, Lo Peppe lascio io? io vi mando un saluto, buonanotte. Buonanotte, mi dispiace che mi mandate così presto. No, ma amore, Vabbè. ti devo mandare Però lo faccio per voi, perlomeno... Se io già vado con chi di caserta, Sì, io ma me lo avete faccio ragione. bene. Però per me è Alessandro. Va bene, signor, mo faccio vedere che mo telefono Va Alessandro di bene, allora caserta. Alessandro chiama. Arrivederci. Buonasera Presidente. Buonanotte. Buonasera Don Rosaria. Peppe, un bacio. Saluta mamma Maria. Grazie, ti cambio. Ciao Rosaria. Allora io volevo pregare, se gentilmente facevano prendere la Non ci linea. fanno, vabbè, non ci fanno pigliare la linea, già trilla. Pronta? Si è È aiuto. caduta. Io sono sia Alessandro di caserta. Pronta? Pronta? Pronto? Chi sei? Giuseppe? Chi sei? Sono Marco da Caserta. Ti ha dato con Alessandro di Vabbè, io lo caserta. conosco Alessandro. Sì, non eri, era? Sì, era lui, Giuseppe. Vedete Don Peppe? Era lui. Sì, era lui, vi siete sbagliati. Vabbè, allora mi ha dato sia isso, mi ha dato con altro. Poi adesso solo. non ci sta, adesso è uscito. Ma avete voglia di chiagnere? Ma Vabbè, non posso c'è fare dei saluti? Ah Marco, non c'è più più, avete voglia di chiagnere? Posso fare dei saluti? No, Vabbè. no, tu ne hai. Vabbè, dei saluti. T'ha detto che tu ne hai. E se non mi merda allora. E allora ci do mi merda tu e tutta Vedete che- caserta. Don Peppe. E beh, ma da chiarire, mo. No, Perché io a che c'è caserta Caserta, Don Peppe? devo rispetto a caserta. E c'è ancora il rispetto per Pronto? Caserta? Chiuditi, Fuori. fuori. Vabbè, voglio salutare da Franco, da Giuliano. Don Peppe. A dai aspettare Se io non posso, come E fate? aspettate, sto dicendo, chiamavolo! Ma se io non posso, Alessandro di Caserta non può telefonare. Ma quando ci mai diamo più zitta? spazio. Pronta? Zio Peppe. Sì. Sono di nuovo Alessandro di Caserta, l'ho aspetto un'altra volta alla linea, hai visto? Ah. Sei Alessandro di caserta. Io sono quello che ha telefonato prima, Zio Peppe. Ciao Alessandro. E Ciao. dici là, stu scemo che hai detto che eri tu.
si è fatta passare, si è accamuppata la voce, ha fatto la voce dove ha fatto? Zio Peppe, io? Zio Peppe. Cristiani e Giuliani, pure ci appartengono al sindaco nuovo. Ma Zio Peppe. Ma che stai Vieni dicendo? riesce fuori, ma come ti permesso di dire Alessandro di Caserta? Don Peppe, io l'ho detto dal principio. Ma io stavi fuori, Ma io cammino ho Camurristi, io stavi fuori, Lisandro, Lisandruccio bello, Franco ti chiedo scusa, Franco ti chiedo scusa. Lisandruccio bello. Zio Peppe. Prima ha chiamato uno scurnacciato che ha detto chi le do. Zio Peppe, Poi ha chiamato stupiecolo e si è fatto passare ai due. Zio Peppe. Sì. Vuoi dritti che lo scurnacciati chi le rie prima, veramente? Ma quando mai? Non dici le postali, non erano piccoli che le telefonato prima. Zio Peppe, mi state offendendo una volta. Zitto, bello Rotti, zitto. Pronto? Pronto, buonasera. Chi siete? Zio Peppe, sono un vostro radioascoltatore. Un nostro? Un vostro radioascoltatore. Vi dispiace, vai alla studiare da parte, la radio fuori? Perché? Non mi piace. Questo si accamuffa. Volete sapere come si accamuffa? Vediamo un po', sì. Pronto? Pronto? Pronto, Zio Peppe. Sì, siete una tofa. Zio Peppe, che cioè, non ho capito. Mi sono dicendo così, siete una tofa. Che significa? Zio Peppe, questo è un uomo, non è una donna. Infatti. Che se la femmina si accamuffa per la voce Ma dell'uomo. quando mai, Zio Peppe? Che se è una donna si accamuffa. Vabbè, Zio Peppe, no. Dunque, chiedetegli come si chiama. Infatti. Come ti chiama? Il presidente mi conosce a me. T'ha visto... Per conoscere un uomo da una donna, sa da avere fuoco pipì. Zitto. Se no non si conosce mai. La gente Come ci i cani, senta. come i cani. Come? Come i cani. Chi ci scende nei cani? Perché i cavalli nello Signori, stesso. Don Peppe, Un po' il cane. signori, I cavalli. mi raccomando, la stessa cosa, no, Zio Peppe. non spostate. I cavalli sono diversi dai cani, Zio Peppe, no? Sentite, ma l'uomo... Vabbè, ma che sto sti con stasera in questa trasmissione? Scusate, Presidente, ma... Vabbè, no, non può permettere. Presidente, ma quello è per la E sottometafora. che significa queste parolacce? Presidente, ma quello è per la sottometafora. Anche perché all'altra volta abbiamo il signore Alessandro. Tante persone per bene ci ascoltano. Signor Presidente. Che figure ci facciamo? Sì, signore. Signor Presidente, quello, Zio Peppe, lasciatelo parlare, parla sottometafora. Sotto metafora, anche voi parlate a coppa metafora. È sotto avanzando. Vedete come risponde malamente. No, Zio Peppe, no, io stai dicendo, no, i cani si distinguono quando uno è donna e quando uno è femmina, no? Vabbè, che poi dici, i cani e... Quando fanno la pipì, no? Cioè si distinguono, no? Come si è Signore, non parliate con me, sentite? Non parliate con me. Il cane è donna, cioè la cagna. Ma come ti chiami, scusa? Io Angelo sono di Cerco. E il cane Angelo. Angelo, vieni poco. Uè. O cane. Angelo. Cane donna. Angelo. Sì, Presidente, sì. Voi siete proprio adesso, perché dite queste cose? Ah, beh, Presidente, mica stiamo dicendo che... O cane maestro di piscia agli annanti, la prima di piscia agli all'era. Ma vabbè. No, Presidente, no, Zio Peppe, il problema è che la cagna si Angelo. si abbassa. E vi voglio bene, io. E il cane mangia si alza. Angelo. Ma Vogliamo questa mai, mezza. Don Beppe. quando mai. Alessandro. Sì. Dite qualcosa di Don Beppe. che devo dire? A Don voi mi Beppe? sento, a me non mi sente. Zio Peppe. Sì. Zio Peppe, guarda che stava dicendo. Guarda, quando si No, No, Zio Peppe, abbatte. no, perché? Non li fate questi discorsi? Che li fate? Appunto. Scusate, Alessandro, Sì, Zio Peppe. io ti voglio far capire una cosa a te, no? Sì, fate Vabbè, dammi un po' di spazio. Ieri sono abitato con me in un programma mio, e nel programma hanno quello che io faccio troppo parola, poi faccio ricere. Troppo male parole, vabbè, e non può permettere. No, Io ti faccio acquacciare, no? che già qua c'è. Sì, dite, ecco, faccia che cosa? E che fate una gallina, Zio Peppe? No, già ci capite che dove arriva. A qua c'è. A qua c'è. Zio Peppe. Avete capito già, non puoi dire più. Io ti stai dicendo ti faccio acquacciare, no? Come un cane. È così. Sì. Tu quando fai un pipì fai agli annando o agli all'eto. Agli annanzi. E si acquaccia solito come fa? Non lo so, domandateci a lei, Zio Peppe. Scusate. Ma l'uomo piscia in avanti e la donna piscia agli all'eto. Ma è un discorso da fare questo, non è un discorso da fare, non è questo. Ma perché Questo è per vergogna, questo è vergognoso, non è qualche bugia. Io stai dicendo qualche bugia. Vabbè, io lo microfono, non Ma è. il microfono. Signor Presidente, Stai dicendo le bugie. No, a me non piace questo discorso. Signor Presidente, questa è una lezione di scienze. Ciao. Di scemi? Da scemi sì, da No, scemi. di scienza. Ah, di scienza. Biologia. No, vi ho capito, non vi preoccupate. Vabbè. Però si scandano troppo, si scandano. Sento, Poi Nicola Sorrentino dice parola. ma non solamente si acquaccia all'Alessandro, ma si acquaccia pure per lui stessa. Vabbè, Zio Peppe. Hai sta pensare che solamente la sorella Alessandro piscia agli all'eto. Zio Peppe, ma
Cioè, non ho capito, ma tutte le donne fanno la... Esce fuori, forza, fuori. Lisandra. Sì, zio Peppe. Lisandra, chi se non capisce niente, la tua amica No, vabbè, è pure una brava persona, Angelo da Cercola. Ma sì, ma io volevo parlare con... Speriamo che a Napoli sa, io voglio far parlare, però non adesso sta con la bocca, Presidente. Giovane, tu non riesci a stare con la bocca. Com'è che stai facendo? O fatti a cuacciare, se uno ha da spiegare tanta cosa. Perché se tu dici tutta la gente c'è bisogno che te lo spiegava. Camma fa schifo che tutti la gente hanno sempre l'uomo acquacciato, la femmina acquacciata, ci va andando e ci va a lei. Vi siete convinti, Don Beppe, che facciamo brutte figure? No, si hanno a convincere loro che se uno perché loro sono troppo ignoranti. Ma Radio uno Jolly... ci ha da spiegare. Radio Jolly non è un uomo, che figure fa Radio Jolly? Azzo! Azzo! E poi a volte quando telefono Nicola Sorrentini, c'è tutti che parole, non ci capite, ma che dice... Ma io perciò a Nicola ce l'ha a Nicola. Sentite, Nicola di Avellino è una limana. È un cornuto, è un fratello di merda. E l'uomo tutto che ci esiste al mondo. Cioè, la persona che non dice mai parole la signora Azzurra, non dice mai la signora Azzurra, è però che lui sta, non ne dice mai il e pensa la signora Azzurra. La signora Azzurra è una la signora è peggio ancora perché uno è lui che dice sfogo, mentre la signora Azzurra ti dice ecco, bravo, e pensa un bene. E chatto in cuore. La signora Azzurra le pensa in male parole. Ecco. Quella è la donna più disgraziata del mondo. E devo morire. Devo morire, veramente da tua morte il professore vicino e sta d'allegria quando la vede. Ma che lo professore? Zio Peppe, io vorrei lasciare spazio a altre telefonate. Ma chi sei tu? Sono Alessandro, zio Peppe. Luisa, sei tu sicuro? Sì, sono io, zio Peppe. Ma chi le prime chi è? Ero io, un'altra sempre io ero. Io non dice per stare perché se non si manca molto tu. Zio Peppe, non ci credete, che vi devo dire? Zio Peppe, che come lui giro Frullono, ne stanno 25. Non è vero, guarda Angelo, sono io. Non è nessun Luigi del Frullone, sono io. Vabbè, andiamo, guarda, buonanotte a tutti e due. Va bene, zio Peppe. Angelo. Ciao. Ciao. Buonanotte Alessandro e buonanotte. Ciao Alessandro. Buonanotte a tutti quanti, buonanotte. Angela. Alessandro. No, zio Peppe, sono Angelo. C'era dice una cosa Alessandro. Vabbè, state buono Angelo. Ciao Angelo. Ciao, buonanotte. Pronto? Buonasera, sono Luigi della Tofa, chiamo da Versa. Luigi? Della Tofa. Auguri. Grazie. Comunque io volevo dire... Vabbè, questo mi piace, fuori. Fuori. Questo non è Luigi della Tofa, questo è Luigi delle Tofe. Perché sono tutti tofu che stanno vicino a Issa. Zitto. E da presa. Pronto? Chi chiede? Pronto? Beppe, ma è stato un po' il presidente? Sì. Prego. Presidente, perché non siete venuto? Pronto? Presidente? Ma chi chiede, scusa? Sono Mimmo, pronto? Fuori. Presidente? Fuori. Beppe? Fuori, dovete uscire fuori. Pronto? Vabbè, passatemi il presidente. Sentite, ma come vai a passare? Ad uscire fuori. Tutto fuori. Presidente, tutto fuori, Presidente. È un'altra canzone. Ho detto un po' che la canzoncella prima, che allora mi piaceva assai. D'accordo, Don Beppe. Con tua moglie Conceppina, nata volta stamattina, tutto si affisce tanto, bello dice pace, la positivo specialmente, la sottaglia. Pronto, bar 12 bolle. Sì, beh. Sì, buonasera. Buonasera, si mette a posto. Bar 12 bolle, siete voi o no? È positivo, si mette, siamo venuti per la pollo 12. Buonasera, dite. Sì, beh, ma io porto la bottiglia di Sambuco, chi sono presidente lo che sa, tutta la bottiglia di Sambuco, ma che ha fatto? Voi andate a portare dietro, perché quando andate a portare le bottiglie che hanno arrivato. No, sì, beh, ma portato, chi sono presidente sa soprattutto cose, una ma maniera dietro. quando io fa appiccicare non ci Allora sapete che da fare, allora panculo voi tutti e pullazzo, fuori. Allora basta. Pronta? Pronto, la da giovane. Chi siete? Bravo, Presidente, chi si faccia entrare proprio? A me. Pronta? Pronta? Corno. Tu solo. Alzatemi lo cesso. Pronta?
Oh, Beppe, Pronto? Radio Jolly? Sì, chi siete? Buonasera, zio Peppe. Chi sei? Sono Francesco da Castellammare. Aspetta un momento, Franchi, aspetta. Zio Peppe, volevo mandare tanti saluti al mio amico Angelo che oggi ha fatto 18 anni. Aspetta un momento. Abbiamo fatto un bel regalo. Pronto? Chi siete? Chi? Claudio Caserta. Parlate più forte, per favore. Claudio. Buonasera a voi al Presidente. Grazie, Claudio, mo di voce. Nulla, volevo salutare voi il Presidente, un auguro a tutti. Sentite, ma voi che hanno uscito Alessandro di Caserta? Ma io questo volevo dire, cioè io ho un bar a Caserta, no? Sì. E sta Alessandro, se può venire, io ho un bar a Via Roma. Che bar è? Bar Tre Piccione. Bar Tre Piccione. Ah, Tre Piccione. Io faccio un appello a Alessandro. Alessandro, tu vieni al bar Tre Piccione, tanto lui lo conosci, Via Roma è la strada principale. Sì, ho capito anch'io. Io conosco pure io o padrone di questo bar. Lo conoscete? Sì. Come conoscete? Chi lo sapete, chi è Viale Mondalifa? No, non lo so. Come no? Sì. Si vuol dire chi è così, infatti, guardate. sì. Io voglio fare un appello a Alessandro. Sì. Se tanto lui conosce Via Roma, vieni a Via Roma e ci conosciamo. E poi andiamo insieme alla Radio Gioco. Ma... E portate i soldi. No, dopo io voglio portare il pass, noi soldi. Il pasta? Ma Via Roma è quello di fronte ai porticati? Di fronte ai porticati? No, Via Roma è di fronte al Banco di Napoli. Beh, più là dei porticati. Avete ragione. Infatti, sì. Io conosco bene Caserta. Sapete chi ci sta? Sì. Sta sempre con la zoccola di Maitella. Io me la chiamo sempre. No, però, ci volessi Un niente di più. barrista. Ma gente di Caserta, brava gente di Caserta, Don Beppe, non può essere di Caserta. Gente sporca, presidente. Poi una persona che sta pubblico, ha fatto il pubblico così sporco, non credo. Pronta? Pronto, buonasera, Don Peppe, sono Giorgio Erario. Chi? Giorgio Erario. Baffanculo, fuori. Va bene. Sì, è un buon loro. Non si può, Don Beppe, non si può, con voi e con gli altri non si può. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, Don Peppe. Fuori. Sì, ha già cacciato subito. Senza perdere tempo. Allora da lasciarla. Ancora da lasciare, sempre da lasciare. Tutti e due apprezzato stanno. Lo so, sempre lasciano, presidente. Carne. Non lasciano, carne, ma non lasciano. E brito no, i piccoli, sentite i piccoli, sentite. Piccola. Bardo. Fuori. Fuori. Non lasciano, beh. Hanno sulla caretta. Vabbè. Oh, per mettere la canzone. Mai bello. Ce l'hanno con te, mai te. Stanno a mangiare tutte cose, mai te. Che succede? Vabbè, sono telefonato. Pronto? 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 Chi siete? Radio Jolly? Sì? Sono Stefano da Sant'Anni, vabbè. Aspettate un momento, non sei. Vabbè. Pronto? Pronto, me, buonasera. Chi siete? Sono Luigi da Fulù. Si hanno fatto già la segui, si hanno fatto fuori. Ah, che da Luigi? Sto dicendo per te. 100 anni sono da Luigi al Fulù. Auguri. Luigi sta buono per noi 100 anni, non c'è da fuori. Questo sì. Allora... L'altro signore, sì. Stefano, sì. Dici, non sei? Vabbè, chi non era un Beppe tuo frullo? No, Luigi. me l'hai già donato. Ah, ma sei d'accordo? Vabbè, le persone di salute. Sì, fai figlio, fai figlio. Saluto a voi. Sì. Il Presidente. Sì. Tutti i miei amici di Sant'Anni. Grazie. E siete quando vi... Ecco, vabbè, vedete, ma a Sant'Anni sono brava gente a Sant'Anni, no? Però sono pure gli CPC con Ma non credo, non bene, c'è festaria. Sei Sant'Anni o non sei Sant'Anni? Pronto? Pronto, Beppe, buonasera. Chi siete? Don Beppe, sono Nicola. Nicola di Rosia. Di Casola. Casa. Voi siete Alessandro di Caserta. E come vi siete accorti? Me ne sono accorto, ma me ne sono accorto subito, me ne sono accorto. Don Beppe, volevo dire solo una cosa, che voi chiunque telefono credete che sia Alessandro, invece non è Alessandro, lo vedete? Tu sei Alessandro di Caserta? E quello di prima non era Alessandro. Lo vedete, Don Beppe? Ah, non era Alessandro chi devi E dire? voi invece dite che era Alessandro, avete visto? Non progliano. Allora Alessandro, se tu non mi hai già sbagliato. Avete visto come vi siete accorti? Alessandro, se io mi sei tu Alessandro, no? Sono io, e quei signori di prima dicevano tutti che chi
difficile realizzare. Alessandro, Lo vedete un Beppe? bello lo zio, bello lo zio, bello lo zio. Il presidente neanche si crede che sia realizzato. Alessandro, aspetta, ma lo faccio vedere io che Alessandro di Caserta, aspetta. Pronto? Anche perché te chi proprio non salva noi. Riesci fuori da me. Alessandro. Un Beppe, ditemi. Alessandro, siete un po'. Chi lo scurnacciato che ha telefonato prima ha detto che era Alessandro di Caserta. Io me ne vedo per quella pubblicità che non ne riesco. Ha detto però fammi vedere tu scurnacciato dove vuole arrivare. Vabbè, ma non può essere che sto come fa, secondo voi? No, chi sei Alessandro? Voi dite? Chi sei Alessandro? Io non ditemi un non ci cazzo di credo. cose. Ma perché dite che non ci deve credere? Non ci credere. Comunque, ha detto bene l'altra volta, siete proprio un salame, vabbè. Ha detto Lasciate stare un Beppe, presidente, perché la viene sempre copiata per lui Sentite, Alessandro di Caserta sia da voi. Bravo, un Beppe. E basta. Io non so, Alessandro, Ditemi. come dite voi, io non sono convinto. Ma io l'altra volta vi ho invitato pure, voi non siete venuti, un Beppe ma anche voluto venire perché c'è che non è realizzante. Vi ricordate? Lo vabbè. Pronto? Vabbè, rispondo. Pronto. Beppe, vedete come sei il presidente? Sentite, siete voi Alessandro, e Non io basta. Alessandro. Sì. Un Beppe. Alessandro, stai casa a Caserta. A Caserta, un Beppe. Sì, a capito, stai Siete casa. venuto pure, un Beppe. Come? Ci siete passato pure per casa mia. No, io non sono mai venuto. Allora, sei tu o non sei tu? Non è Tu non stai casa vicino all'ospedale? Sì, ma il presidente ci passa ogni tanto per Caserta e lui sa pure dove abito e non vi può portare a Caserta. Ma diciamo di sì. No, non diciamo, presidente, voi sapete dove ci siete venuto. Vabbè, ma Don Beppe non può venire. Aspettate un momento. Pronto? Pronto? Aspetta, che mi ha messo in linea, però. Pronto? Pronto, Don Beppe? Mamma mia. Sono Roberto. Telefono da Sorrento, buonasera. Buonasera, cosa volete? E io volevo fare un appello a tutti questi cicatteri che vi telefono. Sì. Io che cazzo di sfizzi ci trovano perché vi trovo come pure. Io c'ho pure. Allora il giovane... Alessandro. Alessandro, aspetta. Pronto? 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 Vabbè. Sì, chi è? Che sono Alessandro, che è successo? Pronto? Alessandro. Chi sei? Sì, chi sei? Fuori. Pronto? Fuori. Don Beppe? Sì. Ma che facciamo? Attacca il telefono? Babbo, Alessandro, state buoni, Don no? Beppe? Sì. Salutatemi tutto Radio Jolly. Buonanotte. E pure il presidente. Buonanotte. E dite che mi viene a trovare a Caserta. Va bene, non mancherò, Alessandro. Buonanotte. Presidente, buonasera. Buonasera Alessandro. Pronto? Pronto? Pronto, Don Peppe? Don Peppe? No, è il presidente, parlate col presidente. Presidente? Sì, buonasera. 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 Come state? Non c'è male. E Don Peppe? È abbastanza merda. Ma scusate un attimo, Don Peppe, quanti anni ha per curiosità? Voi siete Alessandro di Caserta? No, non sono Alessandro di Caserta, sono il cugino di Alessandro. Ah, buonasera, ma lo sto vedendo che stasera non so cazzo lo capitano. Sì, Alessandro era quello che ha telefonato per primo, Alessandro. Ma quando mai? Non ne hai visto? Non ne hai visto? Non ne hai visto? Veramente, ve lo giuro, era quello che ha telefonato per primo, Alessandro. Sì. Aspettate un momento. Come? Aspettate un momento. Va bene. Pronto? Zio Peppe. Chi sia? Io sono un'altra volta Alessandro di Caserta, ho telefonato tre volte, quello che ha telefonato prima non è Alessandro. Vedete? No, io invece sono convinto che quello che ha telefonato prima era Alessandro di Io sono Caserta. lo stesso che io sono il primo che ha telefonato, poi ha telefonato un altro, ha detto che ero io, poi ha telefonato un'altra volta io. Vedete, Ma allora tu sei Alessandro, scusa. Io sono Alessandro, ho telefonato già 3 volte, però ci sta qualcuno che si E allora esci fuori. Ma chi è questo? Non penso. Oh cazzo. Si vede no, proprio, no, guarda. no, Sei no, un no. cafone maleducato. Alessandro. Dite, zio. Alessandro, veramente tu.
Sì, zio Peppe, voi mi avete cacciato fuori 3 volte. Ma guarda, ma io se tu non ti cacciallaggio mai in tuo cuore mio, ti sa. Zio Io ti voglio troppo bene. Un bello prima Cillo. Zio Peppe. Sì. Non ci credete se qualcun altro adesso vi telefono e dice che è Alessandro? Perché No. io telefono... E infatti Alessandro, Voi avete sempre capito che ero io. Alessandro, Come? Franco da Giuliano aveva ragione. Sì, infatti. aveva Ecco, ragione. Franco da Giuliano diceva la verità. Sì, sì. Aspetta, Ero Lisandro, convinto. aspetta, Lisandro. Pronto? Buonasera, non me. Chi siete? Oh, beh, chi sei Alessandro di Casella? E tu chi sei? Io? Sì. Io sono un'amica vostra, di me. Lasciami presente sempre. E perché non mi hai telefonato prima e mi hai detto che chi c'era Alessandro di Casella? E fatto passare tutto il suo tempo, mi hai fatto tanta discussione. Io prima non era Alessandro di Casella, era non me mezzo dopo, che invece so che è Alessandro di Casella. E Alessandro di Casella? Ecco, sì. Vabbè. Tu come ti chiami? Vabbè, Andino. E che non sai? Che ho presidente non so. Questo non è... Che lì là, Don Peppe. Chi è che ti chiama? È Don Peppe... Ma quando mai? Io sono nuovo. Scusa per la bocca, presidente. No, è una parola. Presidente è una brava persona, non sposta. Sì, signore. Ma io detto, ho messo molto la cosa, Questo vuole luci di maccarone. quando vai? Andino. Usate. No, non zitto, presidente. E usate. Ma quando so? E chi sei allora? Io voglio buttare via. ho già indovinato. Ho presidente già indovinato. Ciao Gennaro. Buonasera, voglio che ha fatto tardi. Vabbè, questo che è lo squalo, e casoria. Lo squalo, No, quando mai? No, tu è bene, Don Peppe. Ricordate, no? No, stato buono, sto vogliando i casetti. E sto vogliando i casetti, vogliando i casetti, io voglio più bene. Siete figli. Questa è una brava persona. Ma quando mai? Chi stanno sporca? No, No, Don Peppe. Chi sta non mi sporca? Prima ve dicevi le parole, ora ne dici più. Pure come sei appaggiato. Babbo, neanche può farlo, neanche può dire. Voglio salutare Alessandro di Casella. Ti ringrazio, anche io ti saluto. Ciao, io. Che tu sei prima non mi metto, ti becco. Vabbè, non fa niente. Che ne sono poco avvicinato, sto io non metto, sono poco zamano. Sta allucinato. Va bene, allora io vi saluto a tutto il imbarazzo. Buonanotte. Sì. Gianna, buonanotte. E esce fuori, capito? No, non chi non mi fai spostare? Non Gennaro. Alisa. Sì, Giovanni. Avrà da accompagnatore tutti tu. Buonanotte, figlio mio. Buonanotte. Buonanotte Alessandro. Buonanotte. Ma però chi se va a essere proprio da Alessandro? Quasi. Vabbè, Gennaro se ne è giuto. Se ne ha già sicurato. Sta ancora lì, ne voglio vedere. Pronto? Questo è Gennaro. Aspetta. Pronto? Pronto? Chi siete? Sono una persona che vi ascolta da molto tempo. Signore, mi dovete scusare per qualche parola, signora. No, proprio per questo ho telefonato, perché mi trovo di passaggio a Napoli, sono rimasta veramente scombussolata dalle parolacce che sto sentendo. Come avete un massa? Un attimo, Gennaro. Veramente meravigliata. Io dico una parola, perché signore, perché? Ma scusate, troppe parolacce. Guardate, io vi ascolto non da una sera, ma da diverse sere. Don Peppe è simpaticissimo, però dovrebbe anche lui moderare. Signore, ma scusate, voi avete detto che si veniva passaggio. Sì, non so. E quando è arrivato? Non è arrivato mai un paese questo. Ma già siete poco gentile. Perché, signore? Ha ragione, la signora ha ragione. Scusate, Don Peppe, voi sbagliate un po'. Sì, signore, però voi voluti a comandare la casellata. No, non è comandare. Addirittura voi venite da fuori paese. Siete passaggi e potete comandare in casa nostra. Ma non comando nessuno, solo, ecco, che io ci tengo al buon nome di Napoli. Ma voi quando scusate, ma non è bello sentire tutte queste parolacce? Sì. Ragazzi che telefonano esclusivamente per offendere. Ma sì, ma mi offendono a me, signore, ma avessi una paga a me per dire parole voi per sentite. Ma sì, perché anche io sangue napoletano nelle vene. Signore, ma voi penso che a questo momento non tenete niente proprio di bene. Perché voi non siete napoletano. Ma c'ho sangue napoletano, mia madre è napoletana. Sì, e voi ero siete. Sono di fuori, sì, non ha importanza di dove sono. Ma dove avete nato, signore? Quello conta dove uno è nata. Ma perché scusate, non siamo tutti italiani e non si ha diritto di parlare. No, signore, ma lo faccio vedere che non siamo più tutti italiani.
Mo si fa una volta la guerra a Sicilia contro o cosa là. Ma non è vero. Come lo faccio lei? Non è vero, assolutamente non è vero. Stiamo a mangiare chi lo Bossi e Milano, Vabbè, chi lo Bellommi e ma io sono contro Bossi, però noi non io facciamo signor, neanche quello niente signor me lo deve mangiare il Fetica. Attacca anche i giudici. Me lo deve mangiare il Fetica, me lo deve mangiare. Signor Presidente? Prego signora. Guardate, io il mio discorso è questo, con Don Peppe purtroppo un poco nervoso non si può parlare. Infatti. Io difendo Signor, ma come mi permettete? Ma perché fosse nervoso? Ma perché mi ha detto qualcosa a voi? No, ma già mi avete detto... E poi mi chiamate nervoso, signor, ma chi va a intervenire a voi? Scusa, perché mi chiamate nervosa? Perché non siete nervoso? Io sono nervoso, signor, io sono nervoso. A tu mi prendete questa maniera e io sono nervoso. Che lo fai fatto solo di me? Tu tanto chi ci vuole? Signora, dite? Io vi prego, voi dovete capire più meglio che io sono un martiro a Camaccia. Ma io non vi ho dato torto, Don Perché Peppe. a me signora mi dice parola. Don Peppe, io l'ho sentito, sono ragazzi che non hanno niente da fare, si divertono. Signora, io devo immaginare, signore milanese, mi offendete. No, io non sono milanese, per l'amor di Dio, guardate, se c'è uno che conta Peppe. Signore, per piacere, signore. Non Peppe, per piacere, mi voglio bene, Non Peppe. Voi siete una cara persona. Don Peppe. Ma che anni pure mi fate commuovere. Don Peppe, Presidente. Signora. Guardate, purtroppo bisogna dire che qua ci stanno delle persone che si divertono. Sì, infatti, signora. E spostano con la bocca. È giusto che Zio Beppe si ribella e si risente, però loro si divertono proprio per questo. Zio Beppe invece quando sente che ci sono delle voci di gente che non vale 3 centesimi dovrebbe riattaccare. Ce l'ha mai a questo momento, ce l'ha mai. Don Peppe, signora, avete ragione. Signora, dite. Io sto con voi. Il mio posto discorso fila, perché comunque è così. E Don Peppe è fatto così, Don Peppe... Ma non è colpa di Don Peppe. No, non è Don colpa Peppe sua. Mi ha salito, non mi ha fatto finire il discorso. Don Peppe ha una... Sentiamo la signora che dice la signora. No, Don Peppe, guardate, io non mi avete fatto parlare. Io vi volevo dire che non è colpa vostra, perché purtroppo ci sta della gente che si diverte a fare questo. Vi chiamano e vi insultano ed è giusto che ci sia una reazione, però io un consiglio che vi posso dare, quando vi accorgete che sono, perché io me ne accorgo subito da casa che sono ragazzi di 3 centesimi che si divertono a telefonare per insultarvi e non sanno che fanno del male alla loro città, perché chi ascolta dice ma che diavolo, ma non sanno più tenere un discorso, sanno solo offendere. È andato, signora. Allora a questo punto io, almeno il mio modesto parere, ve lo dico veramente spassionatamente, abbassate il telefono, levate la linea, non date... Signore, c'è un signore come voi, un signore di Cercola. Come? C'è un signore come voi, un signore di Cercola, un Mario di Cercola. Sì? O Mario, dite. Pronto? Buonasera, signor Mario. Buonasera, signora. Signora? Dite? Io già va. C'è una... aspettate perché non si sente bene. No, signor, questo è un povero L'abbiamo cacciato, signora. È un povero stupido. Chiudiamo, basta, non dite niente, Don Peppe, lasciateli bollire nel loro signore, corpo, come dico io, zitto, diciamo niente. Poi chi su canna maricina perché hai fatto la signore, signore. Ma non mi toccano, Don Peppe. Sì, signore, ma tu hai detto una cosa curiosa, signore. A me non me ne importa niente di questa gente. Capite, signore, chi ha detto che può fare una cosa che lo so, lasciatelo perdere, ma ci ride vabbè, signore, ma non ci capite, per mezzo che fate va buono per voi, allora va bene. No, Don Peppe, poi quando dici parola a me, ma io ho già sicurato, signore. Don Peppe, guardate, ma se vogliamo, questa persona che ha telefonato voleva offendere, no? Sì. Ma siccome mi sento una persona per bene, queste stronzate non mi toccano. Ecco, è giusto. Signore, permettete un momento. Dite. Pronta? Don Peppe, guardate. All'imano cado non sei. Hai visto? Era un asino, signore. Ma peggio per lui, ma noi non siamo degli asini, noi ci sentiamo degli esseri umani intelligenti, con la nostra intelligenza. Aspettate, la parola signore. la usiamo per ben altri scopi. Pronta? Pronto? Chi siete? Vabbè, buonasera, vorrei rispondere un po' alla signora. Chi siete, scusate? Sono un Gaetano. Un Gaetanero. Buonasera. Signora, un Gaetano, mi raccomando, voglio vedere un complimento. Non vi preoccupate, Don Peppe, io già ci ho parlato con il Presidente. Sei d'accordo, Don Gaetano, diamo un po' di spazio a Don Peppe, è stato un po' buono, zitto. Sì, è finito. Zitto, anch'io, diamo un po' di spazio al signor Gaetano, alla signora. È finita. Gaetano, sì. alla svetta, via. Buonasera, signor Gaetano. Buonasera, signore, io vorrei dire una cosa, voi non dovete dare la colpa a Don Peppe.
No, perché no, ma io non do chiedevo la scusa, colpa. avete parlato voi, fatemi parlare a me. Sentite, signor Gaetano, io purtroppo sono stata interrotta e non ho Don potuto... Beppe è la persona più brava del mondo. Lo Don so, Beppe, vorrei ma io lo tutto so. Sentite, Don Gaetano, ma io manco vado qua un avvocato, ho sapito no. Ma io adesso mi fico come avvocato. No, vabbè, io voglio... E allora perché tu fai di cazzo, scusa Beppe? Vabbè, io voglio dire una cosa. Io non faccio miso come avvocato a buia. Vabbè, ma ci dice una cosa. Licito, La posso dire? licito. Io sto dicendo, sin da trasmissione, ci stessero tutte persone come noi, può stare più bella trasmissione di Napoli. Sì. Però perché ci sono questa gente maleducata, la trasmissione va sempre a finire un po' così. Però il presidente, Don Beppe, non può prevenire, perché io mo sto parlando, poi bello e buono posso fare un pornaccio, una cosa, lui come una cucina. Ah, si capisce. È giusto o no? Ma chi deve parlarci torna in arredo, lo sapete? Lo so, Signor però non darà colpa a voi, Signor non Gaetano, Sì. mi permettete? Sì. Guardate che anche io fino a 3 anni fa ho fatto radio. Sì. Quindi essendo donna... Io anche io ho fatto non vi 16 anni di dico, radio. non vi dico in privato le telefonate che mi arrivavano. Però io mi limitavo a chiudere il telefono e non facevo commenti. Lei come si chiama? Beh, il mio nome non lo vorrei dire. Vabbè, dica un nome qualunque, no? Vabbè, Titti. Io ho fatto anche... Titta. Titta. Concetta. Signora Concetta, io sono stato a Radio Kiss Kiss, sono stato a Radio Casavatore Sound, sono stato a Radio complimenti. Cassano Sound, Radio Portobello, ho fatto anche io molte radio. Ho presentato il Festival di Napoli, sono stato sulla RAI, sono stato al Festival di Sanremo. Queste cose non le dico in diretta, però... Io ho già fatto solo la radio gialla. Solo Radio Giorno. E io per esempio, mo per esempio... Non ho già fatto un'ombra carriera. Io ho sapito per esempio un presidente un Mira. Come? O presidente, io per esempio io posso Ma chi è stato sfortunato come me, pure io ho fatto sulla radio gialla. No, presidente... Mentre voi avete fatto tanta radio, vedete? Ho fatto tanta radio, ho fatto Ah, anche... ma non mi parete Pippa Bavarda. Ma vabbè. cazzo si dà mezzo là. Vabbè, la voce è io bellissima. ero conosciuto. Sì. Come vi chiamavano a voi? Ah? Come vi chiamavano? Gaetano Asternausi. Gaetana? Asternausi. Ho capito, sì. Io ero Gaetano Asternausi. Io ho presentato anche il Festival di Napoli. Vabbè, mi fa piacere, guarda. Io ho E chi pensato- cantava quando presentassero voi? Non ci capito? Chi cantava quando presentassero voi? No, io ho cantato ai tempi che c'era Gloriana, la Dolce Melodia, Ah, Gianni ci avete, no, io pensavo che voi siete un compagno a chi, la nonzia filotica, come si Io chiamava? sono giovane, vabbè, io tengo 30 anni. Come? Io sono giovane, ho 30 anni. A 30 anni, non è, ti vedessi i calci dei 30 anni. Vabbè, io mi facessi per voi. Come? Io mi facessi per voi 30 anni calcio. Vabbè. Siete una persona gentile. Ecco, c'è sempre da imparare. Io mi dovete credere, a questo momento mi facessi nei 50 anni di carcere. Per sta quieto. Per sta bello, per essere sicuri che campano ai 50 anni. Sì. Signor Gaetano. Signori, ce l'abbiamo andato, buonanotte a tutti. Aspettate, vabbè, Se mi dice a me io, un Gaetano, signori, buonanotte. No. Sì. Comunque vi chiedo scusa, è finita. Comunque vi salutiamo. Sì. Vi chiedo scusa per un'altra No, un'altra volevo volta. solo rispondere alla signora Concetta. Perché il fatto di, diciamo, che non siete voi, è la gente che istiga.